Di nuovo insieme per andare a Treviso e collegarci con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto che si trovano all'esterno della nuova cittadella sanitaria dell'ospedale Cafoncello, perché questa mattina c'è stato un importante taglio del nastro con il presidente Zaia che appunto si sta recando in questi minuti a Marghera. Si è inaugurato il nuovo SUEM 118. Colleghiamoci con Lucio. Lucio. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. L'antenna che avete visto è l'antenna del nuovo SUEM 118 qui al nuovo Cafoncello, diciamo nella costruenda cittadella della salute. Una visione, quella che 30 anni fa il primario di medicina d'urgenza, il dottor Cipolletti, ha avuto insieme al dottor Rosi. Li chiamavano visionari, loro parlavano già di elicotteri, di ambulanze col medico a bordo, e invece oggi è diventata una realtà. Oggi il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Siamo con il direttore generale Francesco Benazzi. Direttore, una bella soddisfazione, teniamo la distanza anche se siamo all'aperto. Certo, una bella soddisfazione, ringrazio il presidente Zaia perché ha accettato il nostro invito in questo momento dove lui è straimpegnato, l'abbiamo visto quotidianamente sul fronte del Covid, è riuscito a ritagliarsi uno spazio per venire da noi. Questo per noi è un grande onore e anche il segno dell'impegno che tutti gli operatori, iniziando dottor Rosi, dottoressa Ferramosca e tutti ovviamente medici, infermieri e autisti che stanno dando per il nostro territorio e per la nostra gente. Ecco, qui si parla di un investimento di 8 milioni di euro. Sono 8 milioni di euro, una centrale all'avanguardia, credo che sia l'unica in Italia, la prima in Italia impostata in questo modo, grazie ovviamente all'ingegner Panizzo e al dottor Rosi, i quali hanno seguito particolarmente questa iniziativa, e soprattutto con un elicottero, con un'elipiazzola che è attaccata alla centrale SUEM, quindi l'unica veramente in Italia. Senta, questo fa parte di uno sviluppo della cittadella sanitaria, un polo importantissimo. Zaia ha detto velocità nel produrlo, lui tornerà solo quando si tratterà di inaugurare. Certo, allora io ringrazio l'impresa Carron, continuo a dire tutti i progettisti, le imprese che stanno lavorando. Come avete visto, nonostante la ferma Covid, stiamo arrivando sostanzialmente al tetto della struttura. Contiamo a marzo 2021 veramente di entrare all'interno della nuova cittadella, per poi dire ai trevigiani abbiamo veramente una situazione che è all'avanguardia a livello europeo, perché l'ospedale di Treviso sarà all'avanguardia a livello europeo. Senta direttore, facciamo un po' anche il punto della situazione per quanto riguarda il contagio. Intanto l'appello ai cittadini, perché è vero che è diminuito, però le distanze, i distanziamenti insomma vanno portati avanti. In questi giorni parliamo di assembramenti, parliamo addirittura di sanzioni perché i bar si sono troppo stretti la gente. Cosa dire ai nostri cittadini? Intanto, come vedete, il dottor Rigoli, che è un po' il coordinatore di questo gruppo di lavoro, lo ha detto chiaramente, ha detto ovviamente la virulenza sta diminuendo, ma questa virulenza sta diminuendo perché abbiamo avuto il lockdown, cioè abbiamo avuto le persone, la nostra gente che ha usato la mascherina e il distanziamento. Oggi all'aperto la mascherina, lo sappiamo, non serve, ma il distanziamento assolutamente sì. E poi ovviamente continuamente il lavaggio delle mani, cioè l'igienizzazione delle mani. Dobbiamo continuare a fare questo. Comportiamoci bene e vedrete che il virus non ci sarà più, altrimenti il rischio, come diceva giustamente il presidente Zaia, il rischio è che a ottobre ci possa essere una ripresa. Senta, parlando di trattamenti, qui abbiamo l'eccellenza anche per quanto riguarda la prevenzione, perché il vero pericolo per questo autunno è anche magari la psicosi, una psicosi legata magari a un'influenza che uno pensa sia invece il Covid. Certo, noi abbiamo un dipartimento di prevenzione, la dottoressa Pupo, che sta lavorando molto bene e continuerà a lavorare per ovviamente isolare le persone in caso ci fossero i casi, ma stiamo facendo, l'azienda Zero ci ha autorizzato a fare il concorso di psicologi, stiamo assumendo gli psicologi per metterne qualcuno all'interno del pronto soccorso per aiutare le persone nel momento in cui ci fosse una psicosi, proprio come giustamente dice lei, legata al Covid o la presenza del Covid. Quindi si può pensare a un test rapidissimo per capire subito da che parte si deve andare ad agire? Assolutamente un colloquio, un test con colloquio che poi ovviamente sarà anche una presa in carico da parte dei nostri operatori. Senta, l'ultima battuta, poi andiamo a conoscere il comandante, anzi ci porterà dal comandante. Certo. Senta, una sanità
operatività, ha detto il Presidente Zaia, sempre più anche con l'intelligenza artificiale. Cosa significa? Che noi avremo un telefonino che ci farà da medico? Noi stiamo già lavorando con la telemedicina, il teleconsulto con i medici di famiglia, sempre di più stiamo potenziando questa strada. Oggi già facciamo i consulti in televideo con la dermatologia, la cardiologia, la pneumologia. Stiamo potenziandolo tutto di modo che quando andremo l'utenza a casa della persona riusciremo a monitorarla a casa, al suo domicilio, senza bisogno che lui si sposti all'interno dell'ospedale. Va bene, grazie direttore. Allora adesso andiamo invece dal comandante. Se Cristian abbiamo un po' di tempo, sarebbe giusto parlare con il comandante. Assolutamente. Che ci racconta un po', diciamo così, delle avventure. Intanto, buongiorno comandante, il suo nome e il suo cognome? Francesco Tebaldi, buongiorno. Senta, comandante, possiamo avvicinarci? Ecco, ci può raccontare un po', diciamo, questo mezzo, perché i nostri siamo in diretta e i nostri telespettatori vorrebbero conoscere un po' di più di questo elicottero che noi vediamo passare spesso e volentieri sopra le nostre teste. Certo, questo è un elicottero di ultimissima generazione della ditta Leonardo, è un Alfa Whisky 169, è un elicottero della classe di circa 5 tonnellate, può arrivare ad ospitare fino a 8 passeggeri, ha in questa configurazione la possibilità chiaramente di mettere un paziente a bordo. Ecco, ci può raccontare come funziona l'operatività? L'operatività... andiamo vicino, certo. Noi siamo operativi tutto il giorno in questo periodo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, l'equipaggio è composto dal pilota, dal tecnico che è anche tecnico vericellista, da un medico rianimatore, un infermiere e un tecnico del soccorso alpino. Quindi il vericello è questa cosa che abbiamo sopra la testa che Nicoletta ci fa vedere. Esattamente. La centrale operativa ci chiama per la missione che viene richiesta appunto attraverso la centrale. Come anche adesso, lei ha sempre l'orologio pronto a partire. Suona un telefono, c'è sempre il rischio che sia chiaramente una missione. La centrale ci dà le coordinate, la via, il punto esatto dove è richiesto il nostro intervento e in base alla tipologia di incidente o di intervento da fare decidiamo la tattica. Io sono un ex militare, per cui cerco di applicare la mia esperienza che ho avuto in passato anche chiaramente in questo settore su cui lavoro da tanti anni. Quindi si cerca di capire qual è la tattica migliore per intervenire il prima possibile e chiaramente lo scopo è quello di portare il medico e l'equipe sanitaria anche attraverso l'aiuto del soccorso alpino sull'infortunato. Ecco, lei deve anche decidere dove atterrare e non sempre è facile. Assolutamente, infatti intanto abbiamo la fortuna e chiaramente una parte operativa importante data dal vericello che ci consente di posizionare il personale comunque sull'intervento, sull'incidente e quello è lo scopo principale, cioè fare in modo... bisogna essere dei Rambo o fa queste cose qua? No, assolutamente, bisogna avere consapevolezza, conoscenza e addestramento, cosa che noi facciamo molto spesso, quotidianamente in questo periodo proprio facciamo i nostri addestramenti con il personale che si addestra agli sbarchi e agli imbarchi dall'overing, ai vericelli. Overing cosa vuol dire? Overing è una posizione dell'elicottero a pochi centimetri da terra, laddove non si riesce ad atterrare definitivamente, che consente al personale di bordo comunque di scendere in sicurezza e portandosi chiaramente il materiale necessario. Quindi uno non fa solo l'infermiere o il medico, deve anche fare questi percorsi di guerra, diciamo? Assolutamente, non sono percorsi di guerra, sono percorsi dove è richiesta una grossa, oltre alla professionalità chiaramente, un grosso addestramento e preparazione, sapere esattamente che cosa bisogna fare in un determinato momento per poter dare il massimo supporto laddove sia necessario. Possiamo avvicinarsi alla cabina? Ecco, ci fa vedere come funziona, chiaramente non può mettere in moto, ma no. Una volta uno vedeva tutti orologi, altimetri, adesso non vede più nulla. Assolutamente, gli elicotteri di ultima generazione sono completamente digitali, tutti i comandi di gestione della macchina sono completamente digitalizzati. Questa macchina in modo particolare è l'ultima nata in casa Leonardo e consente veramente di performare delle missioni di volo sia per quanto riguarda il volo vero e proprio ma anche le missioni operative veramente all'avanguardia. Senta, che vita ha un mezzo del genere e soprattutto quanto costa?
I costi sono variabili a seconda delle configurazioni, comunque si parla di diversi milioni di euro. Sono macchine, gli elicotteri, soprattutto gli elicotteri per il soccorso, specializzate ad alta tecnologia applicata, cosa che molto spesso non si trova neanche negli aeroplani. Qui abbiamo, io dico sempre, l'elicottero è un mezzo che vola sicuramente, ma è un mezzo da lavoro, è un mezzo che ci consente di fare cose chiaramente che ci danno la priorità su determinati casi, su determinate missioni. E quanto ha di vita un mezzo del genere? Ma con le dovute manutenzioni, che sono estremamente stringenti, qui sono previste manutenzioni quotidiane, settimanali, a scadenze orarie, ci sono elicotteri chiaramente che possono essere utilizzati per anche fino a 10-15 anni. Chiaramente le case costruttrici ci danno i profili di manutenzione più idonei e noi li applichiamo esattamente come deve essere. La sua è stata una scelta di vita, quella di pilotare gli elicotteri di emergenza? Sicuramente, ho avuto l'esperienza, ho fatto quasi 14 anni in aeronautica militare, dove ho imparato a volare, ho imparato un mestiere ed è una fortuna quella che dico io e insomma, come tanti altri colleghi, poter poi portare questa professionalità laddove c'è bisogno di noi, di salvare delle vite e quindi è una fortuna poter fare una professione che sia anche una passione e questo è l'aspetto determinante del nostro lavoro. Nella sua esperienza qual è stato l'intervento che ricorda con maggior soddisfazione? Ma sicuramente un intervento importante. Io ho lavorato in tante regioni d'Italia, non solo in Veneto, anche la mia esperienza mi ha portato un po' in giro per tutta Italia. Mi ricordo il salvataggio di una famiglia, in particolare la mamma e di una figlia che erano rimaste sul Gran Sasso bloccate dal brutto tempo, erano impauritissime. Noi siamo riusciti con l'equipaggio, insomma, che è esattamente come succede qui a Treviso e sono tante situazioni come quelle, ti porta veramente ad essere soddisfatto per aver tolto da alcune situazioni veramente pericolose persone che magari in quel momento sarebbero state davvero indifese. Senta, ma lei ha mai avuto paura? Ma la paura credo che faccia parte assolutamente dell'animo umano, delle caratteristiche per cui la paura c'è e bisogna saperla controllare, bisogna saperla gestire per poter portare a termine la missione laddove è possibile. Non sempre è possibile portare a termine purtroppo una missione, ci sono delle condizioni meteorologiche soprattutto che a volte ci impediscono di raggiungere l'obiettivo. Questo è un aspetto un po' frustrante per il nostro lavoro, ma anche lì fa parte di quel meccanismo di scelte durante l'attività lavorativa, insomma, che siamo addestrati ad affrontare e che chiaramente con competenza cerchiamo perché la cosa più importante chiaramente è la sicurezza del volo, la sicurezza dell'equipaggio, ancor prima chiaramente della sicurezza dell'intervento. Volo notturno. Volo notturno è sicuramente la prossima frontiera, noi ci auguriamo presto qui in Regione Veneto e noi credo che sia una decisione a breve che dovranno prendere ad alti livelli. Noi siamo pronti, la macchina è pronta, il personale è addestrato, noi siamo mediamente sia i piloti che i tecnici addestrati, facciamo già attività notturna in altri ambiti regionali, per cui è solo una questione di attivazione del servizio. Ecco, che differenza c'è rispetto al volo diurno? È più pericoloso, è più difficile, si traguarda meno l'obiettivo da raggiungere? Diciamo fondamentalmente è un tipo di volo più orientato al volo strumentale, quindi si usano molto di più gli strumenti. Di derivazione militare ultimamente anche in ambito civile abbiamo avuto l'opportunità, grazie anche a un nuovo impianto regolamentare arrivato dall'Europa, di poter utilizzare i visori notturni e questo, i cosiddetti NVG, e questo ci consente sicuramente di aumentare la capacità operativa di notte per poter espletare dei servizi che normalmente non venivano fatti o erano fino a qualche tempo fa prettamente di tipo militare. È vero che la vostra bestia nera sono gli impianti, le linee di alta tensione che molte volte non sono mappate e quindi è facile trovarsele davanti. Assolutamente, questo è uno dei problemi che abbiamo un po' dappertutto. L'elicottero è un mezzo che vola a bassa quota,
deve volare a bassa quota per raggiungere spesso dei punti critici per salvare le persone, e molte volte ci ritroviamo a volare vicino a degli ostacoli anche non segnalati, come le linee elettriche o alcune teleferiche che vengono montate giornalmente senza alcuna segnalazione, e questo diventa veramente un problema. C'è un progetto regionale molto interessante e valido per la mappatura di tutti questi ostacoli di cui noi facciamo parte, insomma, e certamente ogni volta che vogliamo, ogni volta che vediamo qualcosa che non torna rispetto alle indicazioni che abbiamo noi, le segnaliamo prontamente agli enti preposti. Bene, ringraziamo il comandante Tebaldi. Cristian, se hai delle domande, se no restituisco la linea allo studio. Grazie, sempre molto esauriente, molto interessante, devo dire, Lucio, il discorso del volo notturno e delle linee dell'alta tensione, che sono temi che interessano molto la montagna veneta, per esempio. Quindi ti ringrazio, ci aggiorniamo nel corso della diretta straordinaria e dei nostri telegiornali. Grazie a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per questo davvero interessante collegamento dal nuovo SUEM 118 di Treviso al Cafoncello, nella nuova cittadella sanitaria. Vedo collegato il nostro nuovo ospite, Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Sentirci oggi era quasi obbligatorio, visto quello che è successo in questi giorni con gli stati generali dell'economia. 10 giorni di confronti a Villa Pamphili. Ieri sera la conferenza stampa conclusiva del Premier Conte, che ha annunciato il taglio dell'IVA e il taglio già a luglio del cuneo fiscale. Le sembra abbastanza, Presidente? Mi sembra abbastanza poco. Ho sentito delle dichiarazioni, abbiamo sentito parlare del taglio dell'IVA, ma non abbiamo sentito da quanto, né di come, né su che prodotti. Continuiamo a sentire da tanto tempo delle dichiarazioni, degli annunci. Prima c'era gli stati generali, poi ora sembra che sarà tutto rimandato a settembre. A parte gli annunci, secondo me è stato fatto abbastanza poco. Ben venga anche il taglio dell'IVA, vedremo dove e vedremo per quanto. Noi però cerchiamo, come posso dire, manovre che possono ridare fiato all'industria, alle nostre alle esportazioni, quindi abbiamo fatto solo pochi passi. Pochi passi. Cosa serviva e cosa serve? Intanto lo dico sempre, servono le stesse cose che servivano a gennaio, perché il nostro paese e la nostra regione si è presentata alla crisi impreparata. Noi non avevamo ancora recuperato il gap, ovvero la differenza dalla crisi del 2008-2009, cose che avevano fatto invece i nostri competitor, vedi la Germania, ma vedi anche i paesi piccoli più vicini all'Italia. Servono manovre. Parliamo per esempio una cosa abbastanza rapida, dico rapida perché ci sarebbero già i fondi, una ripartenza nelle infrastrutture. Le infrastrutture sono un modo molto rapido, molto veloce per avviare una crescita virtuosa dell'economia, e anche nella nostra regione ce ne sarebbero tanto. La prima che mi viene in mente, visto che anche estate, tempo di mare, la famosa autostrada del mare, ovvero la Treviso Mare. Chiediamo un'altra cosa che dovrebbe fare subito, e tanti che sono collegati sanno cosa vuol dire: il pagamento della pubblica amministrazione alle imprese grandi e piccole, che molti sono ancora bloccati, ovvero sono con tempi e termini molto lunghi. Tra l'altro il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, 2 o 3 giorni fa titolava tutta pagina proprio questo: 150 giorni in media
è il pagamento della pubblica amministrazione. Sono limiti che superano tutte le normative anche comunitarie. Non c'è tanto in ballo il discorso del pagamento, perché la pubblica amministrazione paga sempre, quanto ritardi che sono ormai ingiustificabili. Sì, ma prima delle normative comunitarie tira in ballo il buonsenso. Come si può in questo periodo ritardare ancora con i pagamenti, cosa che viene fatta? È un problema di burocrazia. Noi in qualsiasi delle cose che ho detto, anche ritornando al discorso delle infrastrutture, sono inutili se non vediamo anche a una burocrazia più facile per le imprese e per i cittadini. Quindi qui è un momento dove lo Stato potrebbe agire anche su queste cose. Guardavo una lista della Banca Mondiale su dove è più facile fare impresa nei vari paesi del mondo. In Italia siamo al 58esimo posto, quindi si capisce la difficoltà che hanno imprenditori grandi, piccoli, artigiani a fare imprese in questo paese. Lei prima faceva riferimento alle infrastrutture per il territorio, ha portato l'esempio della Treviso Mare. Ieri è stata una giornata di tregenda in molte strade del Veneto. Autostrada A27 bloccata all'altezza di Vittorio Veneto, la solita statale di Alemagna ingolfata. Se rimaniamo verso nord, andando a sud, la Romea, complice anche un incidente stradale, è diventato un tratto assolutamente bollente ieri pomeriggio, ieri sera. Quindi l'elenco è lungo. Quali di queste infrastrutture servono di più al territorio? Si parla spesso della Romea commerciale, dello sbocco a nord verso l'Europa, quindi di una strada a scorrimento veloce, se non di un'autostrada, di un prolungamento. Cosa serve a questo territorio a livello di infrastrutture? Lei ha delle priorità? Ho delle priorità. Intanto bene ieri che c'è stato questo traffico, vuol dire che un po' alla volta anche l'attività turistica e così della Riviera Adriatica sta riprendendo, e questo è un bene soprattutto per gli operatori delle spiagge. Sono tanti, molti le ha citate lei, la Treviso Mare, il raddoppio, ovvero la Romea commerciale, c'è il problema dell'aeroporto, la bretella ferroviaria, penso sia uno degli unici grandi aeroporti europei, quello di Venezia, che non è collegato dal treno. C'è l'alta velocità sulla Brescia-Padova, ci sono tantissime cose. Io proprio su questo volevo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, anzi, visto che è un po' finita così l'emergenza, ingaggiare anche un incontro con i player di queste infrastrutture, così per disegnare, per portare avanti una discussione, vedere anche quelle che sono le opportunità per il nostro paese, perché ricordo nella nostra regione l'ultima grande infrastruttura, ancora oggi ne godiamo i benefici, è stato il passante. Ci sono ancora tante cose da fare, tante cose che potrebbero portare beneficio alla collettività, alle nostre imprese e anche ai nostri cittadini quando la domenica vanno al mare, quando vanno così in giro per vacanza. Ecco, poi è una questione che riguarda la quotidianità. Diciamo che ci accorgiamo che la situazione in qualche modo è ingestibile nei momenti di picco, ma in realtà poi una viabilità di un determinato tipo serve alle famiglie, serve alle imprese, serve alla logistica. Insomma. C'è un problema, per esempio, di trasporti eccezionali che coinvolge molto le nostre attività, dove sono praticamente bloccati. È molto difficile fare viaggiare nella nostra regione le grandi merci. Anche qui si potrebbe fare qualche cosa, avendo poi delle infrastrutture, vedi il porto di Venezia. Cioè, noi ogni tanto ci dimentichiamo che siamo veramente una regione di frontiera per il transito delle nostre merci.
Tra l'altro, Presidente, leggo con lei una presa di posizione di pochi minuti fa di Visco, il governatore della Banca d'Italia, che ha commentato, come lei, mi verrebbe da dire, la misura annunciata da Conte sul calo dell'IVA. Visco dice: piuttosto che guardare a una singola misura servirebbe una riforma complessiva del fisco. Quindi di fatto Ignazio Visco non boccia espressamente quanto annunciato dal Premier, ma dice serve una visione più complessiva. Questo per aggiornarla su quello che sta succedendo a livello di dibattito. Mi fa piacere essere in buona compagnia, allora. Poi ecco, c'è una dichiarazione anche di Sangalli, Confcommercio: bene gli stati generali ma servono certezze. Non vedo al momento dichiarazioni di Bonomi, perché c'è da dire che in questi giorni, in queste settimane, i rapporti fra Confindustria e governo sono stati abbastanza tesi. Diciamo che tutto è iniziato da quella battuta di Bonomi sul fatto che la politica rischia di produrre più danni del coronavirus. Sì, certo, ma noi anche gli stati regionali, Bonomi ha portato delle idee, ha portato dei numeri, le abbiamo anche raccolte in un libro che adesso verrà anche diffuso e verrà pubblicato. C'è sempre stata da parte di Confindustria la massima collaborazione. È vero che ogni tanto di fronte così al nulla si possono alzare i toni, ma in Confindustria ha tutto l'interesse così che vengono portate avanti così quelle istanze che tutte, per oggi è stata pubblicata anche così, io mi sento con i colleghi in questo momento, le istanze sono dell'intero mondo produttivo, grandi, piccoli e medi, siamo tutti quanti sulla stessa barca e quindi lottiamo veramente tutti i giorni come lottano i nostri imprenditori per un paese migliore. Tra l'altro, sempre dati Confcommercio di oggi, nel secondo trimestre il PIL è stimato ridursi del 17,4% rispetto al primo trimestre e del 21,9% nel confronto annuo. Questo riguarda il secondo trimestre, quindi anche, diciamo così, il mese di maggio e di giugno è un calcolo previsionale. E nonostante ci sia stata la ripartenza, nonostante si sia nella fase 2, quindi i dati continuano a essere davvero allarmanti. Ma basta andare per le strade, ai ristoranti, nei negozi, i consumi devono ancora riprendere, c'è ancora poca propensione alla spesa perché c'è grande incertezza. Oggi un buon padre di famiglia dice: beh, mi tengo a casa i soldi, aspettiamo a spenderli per avere così una visione di quello che succederà. C'era da aspettarselo, infatti oggi l'economia si rilancia per le aziende esportatrici sui mercati esteri, dove ancora c'è una certa domanda, anche se in molti settori la domanda è ridotta. Ci vorrà ancora, secondo me, un po' perché si innesti quel meccanismo virtuoso per fare ripartire i consumi interni. Ecco, un'ultima considerazione, Carraro. La sento abbastanza demotivato rispetto alle determinazioni di questi stati generali. Quindi le chiedo, cosa si può fare per invertire davvero questa tendenza? Perché di fatto anche il recovery plan, quando arriverà nei prossimi mesi, sarà agganciato al bilancio comunitario 2021-2027, quindi bisogna aspettare. Da parte del governo non c'è quello scossone che tanti non c'è stato, perlomeno stando alla conferenza stampa di ieri, quindi cosa si può fare? Come se ne esce?
Intanto se ne esce valutando proposte concrete. Lei ha detto che così sono ancora un po' dubbioso sui stati generali. Lo sono perché non ho visto un pezzo di carta, un foglietto dove ci siano delle proposte concrete sulla quale si possa ragionare. Fino a che non abbiamo delle proposte concrete, ed ancora non ci sono, e forse ci saranno a settembre, c'è poco da fare. Partiamo, guardi che il sol partire dalle infrastrutture che sono già state finanziate e i soldi sono allocati, dai pagamenti della pubblica amministrazione, che lei ricordava i tempi, so che sono pesante e dico sempre le stesse cose, faremo un gran servizio a molti imprenditori e al rilancio della nostra economia. Poi è vero che ci sono degli argomenti di più ampio respiro, non parliamo mai della scuola, non parliamo mai degli istituti tecnici che sono importantissimi per le nostre aziende, ma anche per avviare al mondo del lavoro i nostri ragazzi. È un momento particolare, tutti quanti lo diciamo noi, lo diciamo la politica, bisogna cambiare. Dalla parte della politica si continua a parlare delle solite cose, il MES sì, il MES no, non sappiamo neanche bene e non abbiamo capito neanche ancora quali sono le implicazioni nel MES, ovvero nel recepire i fondi europei. Speriamo almeno che gli stati generali siano serviti al primo ministro per elaborare, ma lo dovrebbe fare veramente nelle prossime settimane, un piano, e poi su quel piano sarà più facile esprimere delle valutazioni. Presidente, è chiarissimo e diretto come sempre, e staremo a vedere cosa succede nelle prossime settimane e ci aggiorneremo anche di conseguenza. Grazie a Enrico Carraro, Presidente di Confindustria Veneto. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, siamo in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera, vedo il tavolo ancora vuoto, quindi abbiamo il tempo di lanciare il sondaggio che appunto riguarda l'autonomia del Veneto. La domanda che vi stiamo ponendo da ieri sera è questa: l'autonomia arriverà con questo governo, arriverà con l'esecutivo Conte bis? Se quindi siete convinti che l'autonomia arriverà con questo governo, il numero lo vedete in sovraimpressione, 0422 1626 691. Se invece non ne siete affatto convinti, il numero è lo 0422 1626 690. Basta semplicemente uno squillo, non preoccupatevi se sentite occupato, viene tutto registrato. Questa sera a Ring, in studio con Nicola Zanetti, vi sveleremo i risultati di questo sondaggio che riguarda di fatto il tema politico centrale anche dell'ormai imminente campagna elettorale per le regionali 2020. Ormai si va verso la data, l'election day del 20 o 21 settembre, insomma stiamo anche qui a vedere l'evoluzione delle cose da qui ai prossimi giorni. Dicevamo oggi, quindi fra qualche istante, l'aggiornamento con il governatore Zaia, che dovrebbe dare nuove determinazioni, nuove misure per quanto riguarda le case di riposo, quindi la fase 3 delle case di riposo che nei mesi del lockdown sono state di fatto sigillate, e questo ha permesso nella stragrande maggioranza dei casi di evitare quanto si è registrato in altre regioni, per esempio la Lombardia o lo stesso Piemonte. Ci sarà poi probabilmente anche un'ordinanza sul tema dei trasporti, che è un altro tema caldissimo, un fronte particolarmente complesso e complicato, perché tutte le società di autotrasporto del Veneto stanno accusando delle perdite davvero
considerevoli. In alcuni casi nei mesi del lockdown si è arrivati a percentuali davvero minuscole, con crollo degli abbonamenti, dei ticket, e c'è quindi molto da ricostruire anche in vista dell'autunno, quindi del ritorno anche a scuola. L'altro fatto di giornata, ne abbiamo parlato con Ilaria Marchiori nel corso del nostro collegamento, sono le minacce ricevute, e lo possiamo rivedere magari dal PC, le minacce ricevute dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che su Facebook 3 ore fa lo ha riferito lui stesso. Stamattina, prima dell'unità di crisi, un passaggio al comando di compagnia dei Carabinieri di Mestre per le minacce che ogni tanto mi arrivano. 3 righe molto sintetiche, ma molto, diciamo così, esplicative, di fatto una denuncia né più né meno delle intimidazioni che Bottacin sta subendo. Diversi i commenti di solidarietà all'assessore regionale, che posta a sua volta un articolo di giornale del Corriere delle Alpi, il business criminale dei rifiuti, lettera Bottacin, 6 morto. Questo avveniva qualche tempo fa. All'epoca l'amministratore era finito nel mirino per le telecamere, negli impianti e la collaborazione con gli investigatori. Il Veneto non diventerà la terra dei fuochi, io vado avanti, aveva detto Bottacin. Nel triennio gli incendi dolosi sono stati 1334, conferma dell'entità dei traffici illeciti. Quindi una situazione particolarmente calda, da qui il passaggio di Bottacin alla caserma dei Carabinieri di Mestre. Questa quindi la situazione. Non ci sono ancora i dati di giornata. Vi ricordo il sondaggio, l'autonomia arriverà con questo governo, sì oppure no. Vedete i numeri in sovraimpressione. È arrivato il presidente della Regione Veneto per il consueto punto stampa, linea quindi a Marghera. Non giustificarti. No, grazie, buongiorno a tutti. Inizia un'altra settimana impegnativa per questa partita. Probabilmente, anzi già vi annuncio che sabato e domenica non facciamo il punto. E continueremo invece gli altri giorni. Oggi abbiamo un po' di informazioni come vi avevamo preannunciato. Io inizierei subito con il bollettino, in modo tale che recuperiamo subito i 3 minuti di ritardo, e anzi mi scuso. Totale tamponi sono 882.379. Le persone in isolamento sono 833, il numero invariato rispetto a ieri, quindi non abbiamo avuto incrementi di isolamenti, anche perché l'incremento dei positivi è di 2 unità, 19.247, abbiamo 2 positivi in più. Che poi anche qui voi sapete che il dottor Rigoli continuerà poi a raccogliere il dato e verificare se sono pezzi di RNA virale oppure se stiamo parlando di virus che cresce nella coltura cellulare. I ricoverati sono 223, sono 2 in meno rispetto a ieri, signori, dei quali positivi solo 29, quindi dei 223 29 coronavirus. Meno 2. Le terapie intensive abbiamo ancora il numero invariato, 12, sempre gli 11 più 1, 11 negativizzati e 1 positivo. Totale dei morti 2003 più 1. Beh, morti in ospedale sono 1424. Che è il più 1, nel senso che la persona deceduta è deceduta in ospedale.
I dimessi sono 3.543, 2 dimessi. 75 i nati. 2 considerazioni sul bollettino. Voi vedete che non carichiamo nuovi pazienti, diciamo non abbiamo numeri positivi nella presa in carico di nuovi pazienti, e abbiamo calo che diciamo non è in accelerazione, ma un calo che va giù gradualmente, piano a piano. Questo potrebbe anche giustificare il fatto che gli ultimi pazienti rimasti sono quelli più complicati da un punto di vista clinico, e ci sta fino in fondo, no? Cioè voi vedete abbiamo 200, se non ricordo male, 223 ricoverati ancora, dei quali, se non ricordo male, 223, dei quali 29 ancora positivizzati. Probabilmente abbiamo anche questo effetto che si sta portando avanti, ovvero del fatto che gli ultimi 223 ricoverati sono ricoverati che avranno bisogno ancora di cure intense. Questo fine settimana è stato costellato da un sacco di segnalazioni che abbiamo avuto rispetto al non rispetto di alcune regole basilari. Penso che anche voi siate stati interessati, come redazione dei giornali, e tutti i cittadini, no? Io trovo anche positivo che i cittadini scrivano e mi dicono, molti giovani hanno scritto, dicono, ma l'assembramento nella battigia, nella spiaggia libera, l'assembramento in quel bar che si è trasformato in una discoteca e mandano video, l'assembramento in quelle piazze all'ora dello spritz, ecco. Io l'ho detto in più occasioni, noi stiamo calando dal 10 di aprile, i nostri dati sono in calo dal 10 di aprile, sono cali importanti, abbiamo ovviamente affrontato con un sacco di responsabilità la data, quella fatidica che ricorderemo sempre, che è quella del 18 di maggio. Vi ricordo che il 18 maggio abbiamo aperto bar, ristoranti, piscine, palestre, e io quel giorno mi ricordo cosa ho detto: guardate, a questo punto la responsabilità si trasferisce dalla sanità, dai sanitari, dagli ospedali all'individuo, al cittadino. Ognuno di noi da quel 18 di maggio ha una responsabilità personale, individuale, e una collettiva. Cioè significa che se io mi comporto male metto a repentaglio la mia persona, la responsabilità personale, e anche quella della comunità. Io mi appello ai giovani che magari hanno dato vita agli assembramenti. Non faccio parte di quelli che pensano che si debba andare col manganello e con le multe, assolutamente no. Penso che si debba dialogare. Penso che il rischio elevato di una reinfezione sia quello che qualcuno possa negli assembramenti portare a casa il virus, e magari lo porta, che so, un parente in età pediatrica, che magari è un bimbo immunodepresso, un bimbo che si sta curando per la leucemia, o che magari è un malato oncologico che non può permettersi di diventare positivo al coronavirus. A un anziano, il nonno, la nonna, il papà, la mamma, a un malato oncologico. Quindi il mio appello è che, siccome noi abbiamo sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo, e questo ce l'hanno riconosciuto tutti, perché io sono sempre stato convinto del fatto che i veneti, quando li chiami, ci sono, l'appello che faccio è quello di rispettare, non di stare a casa. Non sto dicendo che bisogna allontanarsi al di sotto di 200 metri da casa, come purtroppo abbiamo dovuto fare. Sto dicendo: uscite, fate la vostra vita sociale, di relazione, andate in spiaggia, andate al ristorante, andate al bar, ma con delle regole. Se arrivi nella battigia e vedi che è pieno, la spiaggia lo sappiamo tutti che è grande. Se dopo vuoi andare nel cuore pulsante della località, è inevitabile che lì è pieno, perché poi se parli con quelli che sono nella pineta o sono qualche altro pontile più in là o qualche altro bagno più in là, ti dicono: ma da noi non c'era tutto questo assembramento. E questo è un appello che faccio ai giovani, e così vale per molti altri assembramenti. Fondamentale è portare la mascherina all'interno, so che voi lo sapete, ma perdonatemi, approfitto anche delle dirette, portare la mascherina all'interno dei locali e portarla quando ci sono assembramenti. Ti ritrovi, diciamo, senza volerlo, in mezzo a una piazza che è in assembramento perché a quell'ora c'è lo spritz, poi mettiti la mascherina, non è che devi scappare a casa, mettiti la mascherina. Dopodiché, finito l'assembramento, te la togli e fai la tua vita di sempre.
Io faccio veramente appello ai veneti. Noi siamo fortemente preoccupati del virus. Guardate, io non faccio il catastrofista, lo sapete, non lo faccio, non l'ho fatto neanche nei momenti nei quali avevamo centinaia di persone in terapia intensiva. Però se avete a fare il catastrofista non sbagli mai. Dico, guardate, arriverà la reinfezione e bisogna non abbassare la guardia. No, fai il catastrofista, se ci indovini diventi un premio Nobel, se non indovini sei stato prudente. Invece io butto il cuore oltre l'ostacolo, io spero che non ci siano più casini, però è pur vero che il virus c'è, sta circolando. Oggi abbiamo 2 contagiati in più, c'è qualcuno che gli ha portato il contagio a questi 2 contagiati, non è arrivato da solo, magari sono 2 che si sono trovati in spiaggia domenica, o qualcuno che è andato in spiaggia e gli era portato a casa il virus. Quindi non dobbiamo abbassare la guardia, siamo preoccupati del fatto che se torna la reinfezione, con questi numeri, con questi assembramenti, bisogna andare giù pesanti con le restrizioni, perché è inevitabile, no? È vero che siamo in grado di controllarle in maniera migliore, è altrettanto vero che abbiamo farmaci, abbiamo modalità organizzative diverse dal 21 febbraio, però comunque resta il problema. Ci tenevo a dirvelo, perché è una preoccupazione che abbiamo. Poi, per carità, qualcuno dice che questo virus non è più virulento come prima, e penso che ormai i clinici a livello nazionale lo stiano confermando tutti, però sulla pericolosità, insomma, io sarei prudente. Allora, voglio intanto ringraziare Fabio De Togni, ma più Alessandra Olivieri, che ci hanno portato per la protezione civile i prodotti di Giovanni Rana, e quindi grazie di cuore per questo atto di generosità, grazie. Che sono quasi tutte le settimane presenti, fra l'altro, quindi li ringraziamo. Poi un po' di auguri. La signora Rosa Bedin, di 100 anni, di Montebelluna, compie gli anni oggi e le facciamo gli auguri. La signora Corinda Novello, di 102 anni, vive a Spinea, in casa di riposo, e quindi facciamo gli auguri anche a lei, e salutiamo anche tutti gli operatori che seguono e permettono di celebrare compleanni di 102 anni. Ma poi non finisce qui, perché c'è un'altra signora alla quale vogliamo fare gli auguri, è Zanetti Maria, che ne compie 104. Quindi oggi abbiamo un 100, 102, 104, e la signora Zanetti Maria, che è la più anziana di oggi, anzi la più saggia di oggi, compie 104 anni e di Peseggia di Scorzè. Finito sto preambolo, vi dico che oggi noi presentiamo e vi comunichiamo che ho firmato l'ordinanza che riguarda le case di riposo e gli altri centri, e poi voglio che l'assessore, dopo le domande, è corretto che l'assessore Lanzarin vi dia a volo d'uccello, insomma, una spiegazione. Comunque stiamo parlando di semplificazione nell'accesso. Se tu vai in casa di riposo a far visita, poi vi dirà l'assessore, le 2 persone, i tempi di attesa, eccetera. Ma ci vai, mascherina, nel senso che mascherina l'ospite, mascherina il familiare, e via con la visita, poi lei vi definirà i tempi della visita e quant'altro. Dall'altro, e quindi noi speriamo che si possa sbloccare definitivamente questa che sta diventando una tragedia nella tragedia. Noi abbiamo un sacco di segnalazioni, non solo per le case di riposo, ma anche per i centri per i disabili e altre realtà, dove familiari sono interdetti dalla visita. Dall'altro abbiamo risolto un altro problema invece che ci sta molto a cuore, che di natura sanitaria è complesso, quindi ringrazio il Comitato Tecnico Scientifico che stamattina ha dato l'ok, che è relativo alla presa in carico dei nuovi pazienti, di nuovi ospiti. Voi sapete che per mesi non abbiamo più fatto accoglienza e autorizzato la presa in carico di nuovi ospiti, il che vuol dire che abbiamo anziani non autosufficienti oppure autosufficienti ma che avevano diritto a un'ospitalità in casa di riposo, che sono ancora presso i familiari o presso altre strutture. La presa in carico di un paziente, di un ospite nuovo, se viene da casa, prevede la quarantena, tampone e quarantena. La presa in carico di un paziente che arriva da altre strutture, quindi strutture ospedaliere, fa solo il tampone e non prevede la quarantena. Guardate, questo è un problemone, perché mettetevi nei panni di un paziente, e ne abbiamo molti, no? Coronavirus, esce dalla casa di riposo, va in ospedale, viene tamponato, test, dopo col test positivo viene messo in corsia, cioè viene portato in camerata, viene curato
positivo o negativo, dipende dal test, viene curato, deve tornare in casa di riposo, rifà il tampone, anche se è negativo si fa 14 giorni di isolamento, si faceva 14 giorni di isolamento in camera da solo. Capite che questa non è, cioè, crea tensione. Quindi io penso che sia una bella giornata, perché abbiamo messo nelle condizioni le gestioni delle case di riposo di affrontare gli accessi e quindi le visite dei familiari, quindi appello che io faccio alle gestioni che aprano le case di riposo. Le linee guida che alleghiamo sono tutelanti, sono frutto di un'ordinanza, per cui non può, come si può dire, abbiamo tolto anche il pensiero di dire ma poi la responsabilità, il piano di sanità pubblica, le linee guida che sono state approvate dal CTS e la mia firma che firma l'ordinanza. Aprite queste strutture, fate in modo, nel rispetto delle linee guida, e i visitatori devono essere 2, non un pullman, mascherine, dispositivi, tempi contingentati per la visita, sono scritti nelle linee guida, sono 30 minuti non se non sbaglio, mezz'ora. Beh, insomma, e vabbè, c'è scritto tutto. Adesso la preghiera e l'appello che faccio: si apra tutto, ma si apra tutto perché noi abbiamo problemi di ricadute psicologiche non indifferenti. Cioè, poi mettetevi nei panni di un anziano isolato che non è, magari che non ha accesso alle informazioni, non ha gli strumenti, non ha neanche le capacità di avere informazioni, e lui l'unica lettura che ha, questo ospite, è: non vedo più nessuno da mesi. C'è il tema dell'abbandono, no? Che è il tema che pesa tantissimo. Prego, domande e poi passo la parola al signor Lanzarini. Prima domanda, collega, prego. Ciao. Buongiorno. Volevo chiedere 2 cose intanto. Nella discussione a distanza tra Crisanti e Rigoli, appunto, un po' come vedere anche di mediare un pochettino l'ascolto, quindi anche la definizione del messaggio da dare. E un'altra cosa invece, se posso collegarmi subito all'altra vicenda detta prima dei programmi del fine settimana, molti sindaci delle località turistiche avevano chiesto, sostanzialmente, avevano detto che avrebbero applicato in modo abbastanza importante, chiamiamolo pugno di ferro, comunque un'attenzione nell'applicazione delle multe, che anche in questo fine settimana tutto sommato non c'è stata. C'è un consiglio da dare, se vogliamo, ai sindaci, cioè visto un po' come sta andando, come è andata ieri? Ma guarda, i sindaci sono eccezionali e io non darei consigli, non sono in condizione di dare consiglio. Io farei un appello ai cittadini che ci diano una mano a continuare nel lavoro di squadra, perché se svanisce questo lavoro di squadra, se siamo liberi tutti, io non vi posso certificare che tornerà il virus, ma non posso neanche certificare che non tornerà. Solo un folle potrebbe dire sì in una direzione o sì nell'altra. Per quanto riguarda il dibattito tra il dottor Rigoli e il professor Crisanti, c'è un dibattito tra scienziati, tra persone che studiano, che hanno dedicato una vita, in particolar modo il dottor Rigoli, c'è una vita che vive in laboratorio e ha avuto modo di spiegare quali sono le sue ragioni di natura scientifica, e penso che il professor Crisanti abbia detto correttamente una cosa, che non ha visto lo studio di Rigoli nella dichiarazione. Per cui io sono convinto che quando vedranno Rigoli gli farà vedere le carte, si capiranno. Io ho letto la dichiarazione del professor Crisanti e ho detto premetto che non ho visto lo studio. Il professor Rigoli è uomo di provata professionalità, il dottor Rigoli, scusate, su questo non si discute. Altro? Tosatto, collega. Secondo voi fa caldo qui dentro? Sì. Ma non abbiamo modo di raffrescare? Sì, vedo i bocchettoni, quindi immagino di sia. Sì, quasi è tutto disinfettato. Prego. No, ecco, a proposito delle case di riposo, chiedevo, magari l'assessore lo sa o lei stesso Presidente, ci sono richieste sensibili di nuovi accessi, cioè ci sono domande in maniera... C'è. Sì. Una fiera c'è, nel senso che considera che noi abbiamo un progresso di 5 mesi di presa in carico, 5 mesi di presa in carico che non sono state prese in carico. Se volete il numero non lo sappiamo dire.
ne sono entrati 500. Dopo lascio la parola all'assessore comunque. Sì. Pensate che contingente di ospiti, potenziali ospiti, sono in lista d'attesa per averne fatte 500 solo. Beh, vi diamo il dato, faremo un monitoraggio. Per darvi il dato, sempre per ricordare, stiamo parlando di 300 case di riposo e 30.000 ospiti. Collega del Nuovo Terraglio, poi Emiliano. No, forse c'era ancora Filippo. Ah, c'era ancora Filippo, scusa Filippo. No, era solo per completare a proposito dell'appello ai giovani, insomma, ma in generale ai cittadini a mantenere le regole. Ma lei non ha la sensazione che insomma ci sia un cessato allarme diffuso? Ma non è una sensazione, dico che non dobbiamo celebrare la festa della liberazione perché ancora non ci siamo. L'ho detto al dottor Rigoli l'ultima volta, ha detto possiamo avere un comportamento stile SARS, cioè è arrivata e non è più tornata, perché la SARS diciamo, è quel virus con una variante, ma siamo lì. Può avere un comportamento stile spagnolo, aggiungo io, 18 e 19 c'è stata una recrudescenza nell'invernata successiva, può non tornare più o può tornare in maniera aggressiva, questo non lo sappiamo. Quindi festeggiare la festa della liberazione è dei irresponsabili, no? Cioè, nel senso, cioè, tutti noi abbiamo dei comportamenti noi irresponsabili, cerchiamo di limitarli al massimo. Concludo su questa vicenda appunto di Rigoli e di Crisanti. Lei ha detto sono scienziati, dibattono, si chiariranno, faranno quello che vogliono, però sono anche consulenti scientifici della Regione e insomma essere consulente scientifico significa dare delle indicazioni probanti, utili. Allora, se uno afferma che il virus si sta spegnendo e perde forza e l'altro ribatte che non è vero, non c'è nessuna prova a riguardo, insomma anche la Regione forse un qualche chiarimento in proposito per meglio orientare la propria azione dovrebbe farlo, perché non stiamo, come dire, non stiamo discettando di teorie, stiamo parlando della pericolosità di questo virus. Certo. Allora o è vera una cosa o è vera un'altra. Ma guarda, io penso che il dottor Rigoli ha presentato una prima parte di studio su 60.000 test fatti, dei quali 200 erotti, non mi ricordo più il numero, erano positivi dal 1° di luglio, dal 1° di giugno. Sì. Sì. E detto questo, immagino che il professor Crisanti poi se vedrà i dati e considererà che i dati sono sbagliati, spetterà a lui argomentare in maniera, diciamo, alternativa. Allora vedremo la fine del dibattito, quindi dovremo chiedere al professor Crisanti che dia la sua lettura a questo processo. Possa? Nuovo Terraglio, Emiliano, Marchiori, Manzano. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora io mi riallaccio a quanto è stato chiesto già dai colleghi. Mi risulta che lei abbia rilasciato un'intervista alla Stampa, però io l'ho vista e non si sa mai se le notizie sono giuste o cattive, dove Prego. lei sostiene che se ha un qualcosa di cui diciamo si è sentito deluso nella sua attività è proprio dal comportamenti di qualche, insomma dal movimento scientifico, dai cosiddetti tecnici. E appunto a questo riguardo mi riallaccio anche appunto al discorso che abbiamo fatto. Noi siamo anche noi in difficoltà, oltre le persone ovviamente che si sentono dei pareri diversi, ma anche sinceramente io non le leggo dei messaggi per correttezza, visto che li ha mandati, anche se sono pesanti, ma quando tu vai a scrivere, come è successo a tutti noi immagino, quello che è stato assolutamente documentato l'altro giorno qui in conferenza, ma poi ne aveva parlato anche Navalese, insomma ce l'aveva anticipato, e rimandi ti ritrovi
con dei commenti come, anche che rasentano veramente le ingiurie, perché sembra che tu voglia dire delle cose che sono false, insomma. Poi se ne viene fuori Crisanti e abbiamo fatto la frittata. Per cui ci ritroviamo anche noi in una situazione, e naturalmente questa situazione, poi siccome Crisanti, come avevo già detto un'altra volta, ne aveva fatte altre, tipo quella sulle autopsie, più che altro su altre cose, eccetera, ci troviamo veramente in difficoltà. E questa è la questione. E immagino ancora più in difficoltà ovviamente le persone che si devono comportare, perché quanto diceva Rigoli ha detto chiaramente che il virus non solo ha perso forza, ma quando io ho chiesto se l'R-Conti sarebbe stato modificato in base, ha detto stiamo valutando anche se modificare i positivi. Allora la domanda, oggi lei dice ci sono 2 positivi, questi appartengono probabilmente al trattamento fatto fino ad ora, per cui con quelle famose amplificazioni di cui parlavamo tecnicamente, per cui si tratta di pezzettini probabilmente non contagiosi. E questi 2 potrebbero domani risultare 0? E questa è la domanda, alla fine di... Sì, ho seguito anche la premessa. Riprendo la domanda che ha fatto Tosato e l'aggancio. È ovvio che, perché lo diceva Tosato prima, se vale la teoria Rigoli avremo un atteggiamento diverso, perché comunque un piano di sanità pubblica si fa, è un abito sartoriale, lo si fa in base al nemico che è e all'evoluzione che c'è rispetto al virus. Se invece vale la teoria del professor Crisanti che dice non è cambiato nulla, mi sembra di capire che sia così, cioè per carità, perché bisogna stare attenti comunque se parla a questo mondo. E se vale che è tutto come prima, è ovvio che il piano di sanità pubblica sarà tutto come prima. Di mezzo c'è il mare magnum, no? Nel senso che di mezzo c'è l'incertezza. Io penso una cosa, ma lo dico in maniera costruttiva. Il dottor Rigoli ha dato una sua lettura che è di natura statistica, dicendo che oltre le 27 amplificazioni la letteratura dice che siamo andati a cercare a ridurre le maglie della rete, non abbiamo più trovato uno squalo, abbiamo trovato un pesciolino, no? Però possiamo dire che c'è un pesce. Dall'altro mi sembra di capire, allora siccome il professor Crisanti, e qui vengo al dunque, e per dare risposta a lei e anche ai cittadini, a tutti noi, è titolare e direttore da un po' di mesi del più grande laboratorio italiano di microbiologia che la Regione Veneto ha messo in piedi. È un laboratorio che è dotatissimo di attrezzature e di professionalità di altissimo livello. Penso che il professor Crisanti possa dimostrare e verificare se questo sia vero oppure no, senza nulla togliere al dottor Rigoli, che è assolutamente un valente microbiologo e segue assieme alle altre microbiologie del Veneto questa partita. Però fermarsi a dire queste sono chiacchiere, punto, non è neanche un atteggiamento scientifico, no? L'atteggiamento scientifico è quello come si può dire, prima c'era l'ipse dixit di Aristotele, si studia, vi ho fatto l'esempio, no? Dicevano allora, no? Le mosche nascono dalla carne, non è vero, le mosche depositano le uova nella carne, nascono le larve e poi diventano mosche. Poi dopo l'ipse dixit, cioè lui l'ha detto, si passa al metodo sperimentale. Col metodo sperimentale tutto ciò che dici devi dimostrarlo. E quindi andiamo al metodo sperimentale. Uno ha portato una sua posizione sperimentale. Adesso immagino, sto parlando di filosofia e di scienza, adesso io mi auguro che il professor Crisanti, davanti a un enigma che noi tutti abbiamo grande come una casa rispetto alla virulenza o meno del virus, perché il dottor Rigoli ha portato una lettura che è assolutamente innovativa, ci dica che è così oppure no, rispetto ai dati che ha lui, perché ai tamponi, a tutto, può farla sta verifica. In realtà non è solo il dottor Rigoli che dice queste cose. No, questo l'ho già detto anch'io, sì. Sì, no, ma lo stanno dicendo anche un po' tutte. Esatto, solo questo volevo dire.
Comunque attendiamo. Sì, l'ha detto il professor Navalesi, l'ha detto il professor Zangrillo, lo dicono i clinici. Vi ricordo che il dottor Rigoli ha citato lo Spallanzani, la professoressa Capobianchi dello Spallanzani, che ha avuto il cavalierato da Mattarella proprio che è il laboratorio di riferimento. Quando noi abbiamo avuto i primi 2 cinesi in Veneto, Verona in Veneto, sono andati allo Spallanzani per fare i tamponi, vi ricordo. Io ho chiesto ma perché non li hanno fatto qua? Perché lo Spallanzani è il centro di riferimento. Sì, certo, comunque anche ieri per esempio l'OMS è venuta fuori, anche questa è tutta da verificare perché ormai non si capisce più se è corretto o no, è venuto fuori con una sparata dicendo che non serve, quando uno è guarito, era positivo, ha avuto la febbre, non serve più fare il tampone. Beh, è una sparata. Cioè, non lo so, ma vista in funzione di queste cose che noi lo facciamo ancora, però guardate che comunque potrebbe avere anche una base scientifica questo tema, no? Ma allora ricapovolgiamo di nuovo tutto, perché allora se noi andiamo a cercare l'amplificazione, la 27esima amplificazione, voglio vedere e se invece non vale la pena neanche di farlo, cioè sono 2 cose completamente diverse. Sì, questo è vero, però guardi, il tema è che è un virus che non si conosce, quindi tutti coloro che liquidano la partita dicendo di aver capito tutto del virus, secondo me sbagliano. Ci vuole un po' anche di umiltà e cercare di capire che questa è una bestia strana. Le dico una cosa, il 3 di febbraio, scusate, ma il 3 di febbraio di quest'anno, voi sapete cosa è accaduto? No, beh, qua tutti siamo andati ad aver fatto tutto, no? È accaduto che Luca Zaia ha detto che i ragazzi che arrivavano dalla Cina sarebbe stato prudenziale, non i cinesi, i ragazzi, anche i figli dei veronesi, dei trevisani, dei padovani, che arrivavano dalle zone infette dalla Cina, andate a prendervi la lettera, zone infette dalla Cina, quindi Wuhan e la provincia di Hubei, sarebbe stato prudenziale fargli fare l'isolamento fiduciario. Apriti il cielo. Non ho visto tanta comunità scientifica disponibile a difendere questa teoria. Oggi se parliamo della quarantena anche di un neonato c'è qualcuno che si scandalizza qui. No. E poi abbiamo scoperto addirittura che tramite le loro piattaforme chat i cinesi dal governo avevano indicazioni di mettersi in quarantena fiduciaria. Dove erano tutti questi esperti il 3 di febbraio? Basta. Ti ricordo Presidente che oltre allo Spallanzani nello studio di Rigoli c'era anche il San Matteo di Pavia. Sì. Ah sì, c'era San Matteo Rigoli li ha citati, San Matteo di Pavia e lo Spallanzani. Allora Emiliano Marchiori Vanzano. Presidente, buongiorno, avevo solo bisogno di capire che tipo di risposta avete ricevuto però dalle dirigenze delle RSA e di tutte, insomma, quelle realtà particolari che necessitano delle visite parentali. Cioè, se vi hanno detto da oggi si volta pagina o è solo un appello e sono linee guida che poi... Lascio l'assessore dopo. Grazie. Sì, così nell'intervento lei ha fatto anche gli incontri con le associazioni delle gestioni. Dirigenze, sì. Grazie Presidente. Grazie a te. Presidente, buongiorno. 2 domande di natura tecnica. Una ci giunge da una scuola di ballo perché si trovano in difficoltà. Dopo la sua ultima dichiarazione aveva detto ok al ballo di coppia, un argomento che la fa sorridere molto. No, stavo pensando che non sia in Puglia anche quello del ballo, perché già c'è la casa in Puglia. No, è qui in Veneto. Mi verrebbe da dire nel Trevigiano, però su questo non garantisco. Allora, lei aveva detto ok al ballo di coppia tra congiunti. Nella FAC però lei sostiene sia scritto conviventi, quindi sono in confusione. Ecco. Secondo me è sbagliata. E chiedono chiarimenti perché non modifichiamo sanno la fare. Beh sì, che differenza c'è tra un convivente e un congiunto? Sì, ma dal punto di vista sanitario dovremmo discutere un bel pezzo. No, però magari no, grazie di aver segnalato, grazie ragazzi. No, nel senso che dal punto di vista sanitario
È vero che il convivente vive in un ambito, diciamo, dove c'è una condivisione di virus, di batteri, c'è la condivisione di tutto, però il congiunto, pensate, 2 fidanzati, cioè come si fa a dire che cioè, uno ha avuto, diciamo, dei contatti con dei batteri, dei virus, e l'altro no, se sono congiunti di fatto e non di diritto. Però i 2 amici, per esempio? Se si basa, sono congiunti. Si congiungono. Sì, giustamente l'ingegnere dice, ma se possono andare a cena assieme non si capisce. Quindi chiariamo che riguarda i congiunti. Chiariamo che rivediamo la FAQ e vi diamo informazione, diciamo, asseverata e ufficiale. Ok, l'altra invece riguarda le attività sportive da contatto, si era detto dal 25 giugno. Però mi hanno segnalato che i protocolli vengono demandati dalle federazioni sportive e che in tal senso non è ancora arrivato nulla. Si devono trovare a fare le linee guida, me lo diceva adesso la signora Lanzani. Siamo noi incaricati, come Veneto. Saranno prossimamente a giorni? Ok, va bene, grazie. Ci hanno chiesto quest'ulteriore supporto. Tanto che gli altri litigano, noi facciamo le linee guida. Presidente, tornerei sul discorso case di riposo perché è un tema molto sentito dalle famiglie, sia per quanto riguarda i ricoveri, quindi le prese in carico, cioè gli anziani che diventano ospiti delle case di riposo, sia per quanto riguarda le visite. Quando, adesso vedremo l'ordinanza, l'assessore ce l'illustrerà, ma soprattutto dovremo leggere il testo per poi spiegarlo bene sui giornali. Quando però lei lancia l'appello, aprite tutto, vuol dire che potrebbero esserci ancora dei margini per lasciare le gestioni a tenere chiuso, nel senso che sono indipendenti, sono autonome? Allora, questo sì, perché c'è la discrezionalità della gestione. Tu sai che tutto quello che va in maniera restrittiva, se giustificato dal punto di vista di sanità pubblica, lo si può adottare. Io l'ho detto perché mi metto nei panni non di Fara di Soligo, di Arzignano, che hanno avuto contagi zero, o altre realtà, Monastiere, mi vengono in mente di nomi di case di riposo che hanno avuto contagi zero. Vi ricordo che delle 300 il 75% ha avuto contagi zero, l'altro 25% ha avuto da pochissimi contagi fino ad essere totalmente infetto. Quindi mi metto nei panni di chi ha avuto, gli è passato sopra un rullo e ha avuto tanti morti, che adesso, cioè, che come diciamo sempre, no? Se ti sei ascoltato l'acqua calda hai paura anche della fredda. Vogliamo rassicurare tutte le gestioni che l'ordinanza delle linee guida che sono state asseverate, quindi approvate dal Comitato Tecnico Scientifico autorevole, c'è un'ordinanza di supporto che le delibera e le fa proprie, per cui veramente, se c'è ecco, ben venga questa domanda, se c'è qualche dubbio piuttosto ci chiamino, ma gli anziani e gli ospiti devono vedere i parenti. Mi scusi, non ho capito, quindi le linee guida sono nuove o sono quelle precedenti? Sono quindi nuove. Abbiamo nuove linee guida asseverate dal Comitato Tecnico Scientifico più l'ordinanza che lei firma. Certo, che adotta le linee guida. Quindi sostanzialmente è una forma di manleva, no? Nel senso che diciamo, guardate, aprite, rispettate questi parametri e non accadrà nulla, e se dovesse accadere qualcosa in maniera microscopica sappiate che avete rispettato le linee guida. Considerate che loro partivano da un'esperienza negativa in assenza di linee guida. Cioè, chi è che aveva le linee guida il 21 febbraio per l'accesso alle case di riposo? Giacomuzzo. Scusate, io riprendo l'appello perché ve lo dico spesso. Vi ricordo che Venezia, siccome qua parliamo sempre di focolai e tutto, vi ricordo che Venezia ha avuto un focolaio che è stato quello che più mi ha messo angoscia, perché a fine febbraio Venezia comincia a avere, parlo del centro storico, non parlo di Dolo che fu l'altro focolaio ospedaliero, il centro storico ebbe un focolaio che interessò degli anziani e anche dei sanitari. Venezia ha fatto on, off, continua a fare l'appello. C'è qualcuno della comunità scientifica che vuole spiegarci perché è accaduto questo? Cioè, visto che parlano di tutto, perché nessuno ci dice questo?
Presidente, le case di riposo hanno anche un altro, buongiorno, hanno anche un altro problema, quello della carenza del personale, perché si è trasferito anche con i concorsi sul fronte ospedaliero. Che cosa avete intenzione di fare su questo? E poi l'altra cosa che le chiedo, parlando di mascherine e dell'appello ai giovani, che prospettive ci sono di obbligo di uso ancora? Tutta l'estate sicura, si va a settembre o... Ma guarda, intanto la mascherina e la modalità di utilizzo che c'è in Veneto è esattamente quella prevista dal governo italiano nel DPCM. Quindi tutte le varianti e riflessioni che si fanno sono fuori luogo perché... No, adesso l'ordinanza del governo scade il 15 di luglio. 15 luglio. L'ordinanza del DPCM, in quel DPCM vedremo se verrà reiterato l'uso della mascherina oppure no. Vi ricordo che dietro al DPCM nazionale c'è l'Istituto Superiore della Sanità e c'è il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, quindi noi ci siamo perfettamente allineati in maniera tale che poi non ci siano neanche disparità di trattamento. E quindi da nord a sud si usa come è utilizzata in Veneto la mascherina. Diciamolo ai veneti che magari non pensino di avere svantaggi o vantaggi rispetto all'uso della mascherina in Veneto. L'altro aspetto, che è quello delle case di riposo, è un problema che è gravissimo, perché un cane che si mangia la coda, noi abbiamo bisogno di... Adesso noi saremmo pronti per almeno un altro migliaio di operatori, per concorsi, per tutto quello che abbiamo messo in piedi, però abbiamo coscienza del fatto che il lavoratore in casa di riposo vede la prospettiva dell'assunzione in un ente pubblico, è inevitabile che la migrazione si crei, e in un contesto nel quale mancano le risorse umane. Vi ricordo che oggi una persona che è infermiere, OS, medico, eccetera, trova lavoro con molta facilità. Cosa possiamo fare in questa fase? Di non andare a creare un travaso importante come quello che potremmo fare con bandi e concorsi. Dall'altro però bisogna che a livello nazionale si modifichino le programmazioni che sono anche quelle dei corsi per infermieri, che sono quelli dei corsi di abilitazione, cioè che è tutta parte di formazione, fermo restando che poi ci vogliono le persone disponibili a iscriversi a un corso per diventare infermiere o OS o quant'altro. Basta? Altre domande? Filippo. Sì, prego Filippo. Ecco, in tema di case di riposo, perché non vorrei che alla fine, non parlo di ciò che ha detto lei, insomma, ma non vorrei che concludessimo che non è mai colpa di nessuno, ecco, tanto per essere chiari. Nelle case di riposo, e lo dimostra il dato che lei prima ha citato, il 70, mi pare il 74%, 75% risulta immune, dalle altre parti ci sono stati centinaia e centinaia di morti. È evidente che qualcuno ha applicato le regole e qualcun altro no, non ha potuto, non ha voluto, non era in grado, ma tant'è che ci sono indagini della magistratura e che perfino il Consiglio regionale all'unanimità ha istituito una commissione d'inchiesta. Allora, la domanda qual è? È prevista, alla luce di quello che è successo, una qualche forma di controllo, di vigilanza sull'applicazione di queste linee guida nelle case di riposo? Sì, e in particolare ve ne parleremo mercoledì. Però, nel senso che abbiamo un provvedimento da presentarvi mercoledì, però è pur vero che noi abbiamo comunque già in piedi con i nostri professionisti la verifica del piano di sanità pubblica per le case di riposo. Vi ricordo che a un certo punto le case di riposo si sono viste applicate un piano di sanità pubblica per l'accompagnamento, perché prima c'era la casa di riposo con il medico coordinatore, si chiama? Il medico curante all'interno, il medico coordinatore. Dopodiché abbiamo attivato una programmazione sanitaria ad hoc per l'emergenza coronavirus. Poi abbiamo un provvedimento da presentarvi martedì. Nel frattempo, visto e considerato che immagino siano finite le domande, volevo dirvi che domani avremo il professor Baldo. Il professor Baldo è colui che a livello universitario si occupa di prevenzione, di igiene, e quindi è l'alter ego universitario della dottoressa Russo, è dell'Università di Padova, è autorevolissimo professionista e scienziato, e potrà, ve lo dico anche perché se dovete prepararvi o avete qualche dubbio, qualche necessità,
Lui sa di tamponi, isolamenti fiduciari, vi parla di provvedimenti legislativi, di tutto quello che è previsto in caso di un'emergenza epidemiologica, quindi pandemia. Penso che voi apprezziate e anche i cittadini apprezzino il fatto che cerchiamo di portare questi professionisti in maniera tale che si dà anche uno spaccato di quante professionalità ci sono dietro a questo. Dopodiché avremo altre realtà e di giorno in giorno poi vi dirò, ma comunque c'è una programmazione, di fatto tutti i giorni avrete un professionista che si è occupato di coronavirus. Lascio la parola al Sole Lanzarin. Grazie e buongiorno a tutti. Arrivederci Presidente. Assessore, io direi che l'assessore illustra linee guida relative all'ordinanza, perché in questo caso probabilmente le cose sono capovolte, e poi passiamo un po' alle domande. Prego Assessore. Allora, intanto l'ordinanza contiene solo queste linee guida, il resto delle disposizioni sono quelle che già conoscete, quindi non ha nulla in più l'ordinanza, ed è prevista in attuazione da oggi fino a nuova data, quindi non mettiamo una data di scadenza, perché essendo una tematica che vogliamo monitorare, quindi eventualmente aggiustare anche in base al quadro epidemiologico, in base insomma a quelli che sono i numeri che ci sono, insomma abbiamo messo quindi diciamo così, insomma da nuova diversa data, nuova ordinanza eventualmente, senza mettere una data di scadenza come erano le altre ordinanze. Allora, allegato troverete le linee guida che sostituiscono di fatto quelle precedenti. Allora, le linee guida sono riferite non solo alle case di riposo, ma sono riferite a tutta l'offerta extraospedaliera sociosanitaria. Quindi vuol dire case di riposo anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, minori. Quindi a tutto il mondo dell'extraospedaliero sociosanitario. Facciamo un riferimento anche per la parte residenziale e anche per la parte semiresidenziale. I punti principali, allora, tanto distinguiamo tra strutture per anziani che chiaramente rimangono gli attenzionati principali e tutto il resto delle strutture. Allora, le strutture per anziani cosa prevediamo? Nuovi accessi. Le visite sono uguali per tutti e le dico dopo, quindi le visite non si differenziano tra le varie strutture. Gli accessi invece, i nuovi accessi, i nuovi ospiti si differenziano tra le strutture che vi ho detto, no? Tra quindi le tipologie che vi ho detto. Quindi anziani, nuovi accessi, ossia nuovi ospiti che arrivano, che chiedono, hanno fatto tutti i passaggi, quindi unità multidisciplinare e quant'altro, sono entrate nel registro unico della residenzialità che c'è in ogni singola azienda. Non ho il dato, ma per il pomeriggio proviamo a recuperare il dato delle liste d'attesa complessive della Regione. Il dato che diceva il Presidente, che gli ho detto, è che dal 29, che mi sembra era la data dell'ultima ordinanza, in cui prevedevamo i nuovi accessi, i dati che mi hanno fornito sono di circa 500 nuovi accessi, strutture sempre per anziani sto parlando, dal 29 di maggio. Allora, accesso di nuovo ospite in casa di riposo. Se è un ospite che arriva da casa, quindi dall'abitazione, dal domicilio, fa tampone, entra in struttura, deve essere collocato in una stanza singola e quindi isolato dal resto della struttura, dal resto della degenza. Dopo 14 giorni fa il secondo tampone, se negativo entra in maniera normale nella struttura. Accesso da pronto soccorso, non so, un ospite che è andato in pronto soccorso, è rimasto una notte in pronto soccorso, oppure è uscito per andare a fare esami di vario tipo, eccetera. Siccome sia per il pronto soccorso, sia per eventuali diagnosi o comunque prestazioni specialistiche, eccetera, sapete ci sono dei percorsi destinati, differenziati, eccetera, riteniamo che al rientro nella struttura entra normalmente in struttura senza fare nessun tipo di isolamento, perché il pronto soccorso ha comunque seguito dei percorsi separati, monitorati e quant'altro. Quindi rientra normalmente, si è fatto un accesso al pronto soccorso dalla struttura, chiaro, dalla struttura, perché sapete che ci sono molti accessi del pronto soccorso dalla struttura.
Persona che è stata ricoverata invece in struttura sanitaria, che quindi è stata ricoverata 1 settimana, 2 settimane, sia che sia stata una persona positiva e poi che sia negativizzata, sia che sia stata una persona insomma che ha avuto una degenza all'interno di un reparto, geriatria, medicina, siccome dovrebbe in maniera cautelativa fare i 14 giorni quando rientra in struttura di isolamento, prevediamo invece che venga preso in carico da un ospedale di comunità, da una struttura intermedia, faccia nella struttura intermedia quindi anche una, diciamo, un'ulteriore assistenza, faccia quindi il periodo di isolamento nella struttura intermedia e poi entra in maniera normale nella struttura per anziani. Quindi queste sono le 3 tipologie per l'entrata per quanto riguarda gli anziani. Le altre invece tipologie di entrata, ossia per gli ospiti che entrano in una comunità alloggio per disabili, una CTRP per minori, una comunità, un gruppo appartamento per malati psichiatrici, salute mentale oppure per le dipendenze, fanno il tampone, aspettano l'esito del tampone e poi entrano in maniera normale nella struttura, quindi senza nessun isolamento. Aspettano a casa oppure se la struttura ha la disponibilità di tenerli anche nelle 48 ore, diciamo insomma i 2 giorni necessari, possono aspettare anche in struttura, comunque sempre isolati. Il momento, cioè la tempistica del tampone, quindi può essere la giornata, possono essere, dipenderà insomma, ma cercando di dare indicazioni di questo tipo. Questo quindi per quanto riguarda tutte le altre strutture. Per quanto riguarda le visite, cosa prevediamo per le visite dei familiari? E questo riguarda tutto, quindi anziani, disabili, salute mentale, dipendenze e quant'altro. Prevediamo la prenotazione per quanto riguarda le visite, quindi la prenotazione, gli ingressi limitati, quello che diceva il Presidente. Noi indicheremo 2 ingressi, massimo 2 persone per ospite per 30 minuti. Massimo, poi insomma anche 30 minuti insomma poi verranno calcolati. La prenotazione della visita, cioè ogni ospite può avere al massimo 2 persone che vanno a trovarlo e possono rimanere 30 minuti. Mi pare di no, però adesso non mi sfugge, quindi. Cosa vuol dire? Sì, anche 2 familiari contemporaneamente. La prenotazione della visita. Chiediamo alle strutture di fare anche un'analisi nel momento della visita via telefonica e infatti uno degli allegati è una checklist che possono compilare prima telefonicamente, poi quando arrivano in struttura, che devono compilare nel dire ho avuto questi sintomi, sono stato a contatto con positivo, insomma una checklist insomma, di ricognizione rispetto allo stato di salute. Facciamo anche firmare il familiare e il gestore un patto di responsabilità, anche questo lo trovate allegato con le linee guida, in modo che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte degli uni e degli altri rispetto alle condizioni di salute, il fatto che hanno avuto contatti e quant'altro. Teniamo come in tutte le altre linee guida la lista delle visite per i 14 giorni nel caso ci fossero dei focolari in modo di fare l'indagine epidemiologica. Per quanto riguarda le visite poi, quindi il momento delle visite, prevediamo l'utilizzo della mascherina chirurgica per i familiari e anche per l'ospite, preferendo gli ambienti all'aperto, arieggiati o comunque luoghi dedicati che non siano i luoghi della degenza, non la camera per capirci. Prevediamo per quanto riguarda disabili, minori eccetera anche la possibilità di pernottare, quindi che la famiglia chieda, come succedeva prima, adesso non sta più succedendo, di portarsi a casa il familiare, il ragazzo, il congiunto, insomma, eccetera, di pernottare e poi di riportarlo tipo durante il fine settimana. Anche in questo caso chiediamo però patto di responsabilità, monitoraggio dei sintomi e tutto il resto, però facciamo anche questa apertura rispetto appunto a quei soggetti, non gli anziani ma tutto il resto, che erano abituati anche a uscire per la domenica, non solo per andare a prendere non so il gelato, quindi diurno, ma anche qualcuno col pernottamento e quindi uscire per andare a mangiare a casa e così via. Quindi lo prevediamo.
patto di responsabilità, monitoraggio dei sintomi e attenzione insomma rispetto all'utilizzo. Per quanto riguarda i servizi semi-residenziali, quindi diurni, soprattutto disabili e salute mentale, che erano già stati riaperti, se vi ricordate, perché uno degli articoli, c'è stata una delibera di giunta previsti nel decreto 18, mi sembra che prevedeva, adesso mi sembra a memoria, insomma, la riapertura. Allarghiamo, nel senso che prima erano previsti gruppi da 5 persone, allarghiamo fino a gruppi a 10 persone all'interno della struttura, perché prima in quella delibera erano previsti fino a gruppi fino a 10 persone di disabili, ma siccome ormai insomma è passato un po' di tempo, il monitoraggio lo vediamo eccetera, quindi allarghiamo fino a gruppi di 10 persone, chiaramente poi il parametro che è già stato previsto, quindi però prima potevano solo gruppetti da 5, adesso insomma allarghiamo fino a 10. Ricordo che tutti i soggetti che entrano a qualsiasi titolo, che siano ospiti per la residenzialità sia per il semi-residenziale, gli facciamo il tampone. Quindi anche quelli che entrano nei centri diurni, gli ospiti, facciamo il tampone e poi vengono inseriti normalmente in struttura. Tutti? No. Gli ospiti che entrano, sia quindi c'è il monitoraggio, quindi il tampone, tutti gli ospiti, sia per quanto riguarda tossicodipendenze, disabili, salute mentale, eccetera. Insomma, tampone sempre prima di entrare, sia che sia per una comunità alloggio residenziale, sia perché per una semi-residenziale. Nelle riaperture vi ricordo che abbiamo fatto i tamponi anche a tutti gli operatori, quindi man mano che si sono riaperti abbiamo fatto i tamponi anche a tutti gli operatori di questi servizi. Continuiamo invece col monitoraggio per quanto riguarda le case di riposo e quindi lì loro rientrano e continuano a essere dentro il piano di sanità pubblica col monitoraggio ogni 20-30 giorni stiamo facendo il nuovo piano sia per quanto riguarda gli ospiti sia per quanto riguarda gli operatori, quindi questi rimangono monitorati costantemente come gli operatori sanitari degli ospedali. Vanzan, Emiliano per ora, immagino ce ne saranno molte altre, Giacomuzzo vedo che già si prenota, Filippo. Quindi Assessore, se un anziano è ricoverato in ospedale e poi deve andare in una casa di riposo, prima va in un ospedale di comunità. Se dovesse andare invece direttamente in un ospedale di comunità, perché può capitare, si fa comunque la quarantena. La quarantena significa che rimane per 14 giorni senza vedere nessuno. Allora, nell'ospedale di comunità, adesso io non vi so dire negli ospedali di comunità, nei reparti che ci sono all'interno dell'ospedale, cosa stanno facendo come quarantene, però no, aspetta, scusami, non visite, intendi quarantene, no, quarantene senza vedere nessuno, sì, corretto, sì, corretto. No, pensavo a quelli che stanno facendo una degenza negli ospedali di comunità che è diverso, no, quarantena, corretto. Quindi non vede nessuno per 14 giorni. Sì. Okay. Emiliano. Una domanda pending da prima, mi pare. Assessore, volevo sentire da lei insomma, le garanzie che i dirigenti delle varie strutture vi hanno dato, insomma, se vi hanno detto voltiamo pagina, quindi sì, apriamo, seguiamo le vostre indicazioni, oppure faranno alla fin fine un pochino di testa loro, mi permetta questo termine, e quindi avremo ancora le famiglie che si troveranno a fare dei tira e molla impugnando le vostre ordinanze, ma che loro rispondano picche, con loro che rispondono picche. In questo modo, con anche il patto di responsabilità che prima non c'era, quindi un'assunzione di responsabilità anche da parte dei familiari, con il controllo, insomma, e una collaborazione di questo tipo, ci sia sicuramente la volontà da parte di tutti, insomma, di aprire e di far sì, insomma, che si superi anche il momento che abbiamo visto. Purtroppo, ed è di questi giorni, sapete, non so se avete visto, c'è una struttura nel Vicentino che ha avuto una rinfezione e che è anche molto strana, perché parliamo di un ospite che era negativo ai 2 tamponi, quindi già negativo ai 3 tamponi, scusatemi, 3 tamponi, è stato mandato a casa una persona di 65 anni, mi sembra, insomma, più o meno, quindi è stata mandata a casa per il pranzo su insistenza dei familiari, quindi lì la struttura aveva già deciso di mandarlo a casa, quindi voi capite, insomma, ecco, lo poteva fare, cioè non è che noi possiamo, insomma. È ritornato, ha avuto una caduta, ha avuto un accesso al pronto soccorso, a tampone pronto soccorso positivo.
dopo 3 tamponi negativi, quindi la struttura è stata di nuovo messa in isolamento, tamponi a tutti, tamponi in isolamento ai familiari, eccetera. Però è un caso che da un punto di vista appunto della sanità, dell'igiene, del Dipartimento di Sanità Pubblica stiamo capendo anche con l'indagine epidemiologica cosa sia successo, no? Quindi è chiaro che l'attenzione deve rimanere alta ai primi sintomi, insomma è un po' come cioè apri chiudi, quindi noi siamo anche disponibili, questo parlando con la dottoressa Russo, ad allentare anche i 14 giorni, tra 15 e 20 giorni, a pensare che anche i 14 giorni di isolamento, se l'evoluzione sarà di un certo tipo, però è una, diciamo così, insomma, una situazione che deve essere monitorata e accompagnata, e io chiedo anche l'accompagnamento e il monitoraggio da parte dei gestori delle strutture. Non possiamo fare altrimenti, cioè a parte dire il CTS ha visto e quindi la prevenzione ha scritto queste linee guida, il CTS ha dato il parere positivo, ci sentiamo rispetto all'andamento epidemiologico di dire che la situazione va in questa direzione, quindi anche voi insomma cercate di venire incontro a quelle che sono le esigenze e aiutarci a monitorare. Questo però possiamo fare, quindi chiedendo effettivamente, io dall'ultimo incontro che ho visto con loro, che ho avuto con loro, ho annunciato queste cose qua, mi sembravano insomma abbastanza propositivi sotto questo punto di vista. Tornando appunto sulla quarantena, insomma i 14 giorni, mi era parso, forse ho capito male io, proprio il Presidente dicesse che effettivamente è un trattamento molto pesante per gli anziani, si parlava di abbandono prima, quindi effettivamente c'è, come stava adesso sottolineando. No, più che 14 giorni, il fatto era che oggi non potevano fare le visite, sì, o comunque, quello era principalmente, perché io credo che i 14 giorni tutto sommato, insomma, uno che entra nuovo può anche, insomma, è rimasto a casa, quindi rientra, può anche pensare di fare 14 giorni insomma in isolamento per la tutela sua e anche di tutto il resto, insomma. Il problema era proprio principalmente, cioè la maggior parte era anche per quelli che invece sono dentro da 3-4 mesi e non avevano nessun contatto, nessuna visita, soprattutto. Sì, quello è chiaro, ne abbiamo parlato più volte, Assessore. No, mi preoccupava anche il fatto comunque, visto che si parla di persone di una certa età, quei 14 giorni chiusi magari in una stanza, anche quello può essere molto pesante. Era una riflessione, insomma, questo è vero, se si possa allentare o meno. Solo nel corso delle prossime settimane, certo, eventualmente di accorciare questo. Con i dati. Grazie Assessore. Giacomo Muzzo. Assessore, due domande. La prima, dal punto di vista economico, le case di riposo verranno aiutate in qualche modo, visto che 5 mesi senza nuove entrate, con magari tanti decessi, pesano sulle casse e sulla gestione? E la seconda, il patto di responsabilità che io familiare firmo, che tipo di ricaduta può avere in caso di, cioè è così un passaggio burocratico, ha qualche ricaduta? Ecco, è un'assunzione di responsabilità, la stessa cosa che voi sapete c'è stata anche con i centri estivi, con le scuole eccetera. Credo è un modo per responsabilizzare tutti anche a comportamenti corretti e quindi all'attenzione su tutto, effettivamente, anche su tutto quello che può essere la visita, i momenti della visita, gli abbracci, le misure di igienizzazione, insomma un po' responsabilizzare tutti da questo punto di vista, insomma, ecco. E per quanto riguarda la parte economica, noi stiamo lavorando a un provvedimento appunto per chiaramente andare incontro ai problemi economici e finanziari di queste strutture, quindi per garantire la sostenibilità che sappiamo insomma non c'è, perché con un blocco di 4 mesi effettivamente insomma è difficile, quindi su questo insomma ci sarà un provvedimento, insomma. Più pesanti GR. Scusami, forse è acceso. Mi senti? In merito alla struttura dove si è sviluppato un nuovo focolaio a Rossano Veneto, nel Vicentino, strano è che sia risultato negativo a 2 tamponi e abbia sviluppato la positività nel terzo, e questa è la stranezza che non prevista. E poi soprattutto quanti tamponi erano previsti? Cioè era previsto il tampone al rientro da casa sostanzialmente? No, com'è in questo caso qui allora io ho chiesto una relazione che non ce l'ho ancora perché la notizia di ieri, quindi non riesco a essere più precisa su questa. Non era previsto il tampone, credo, ma il monitoraggio oppure l'attenzione, però al limite una volta che abbiamo la relazione da parte del SISP dell'USLEP di Montana ritorniamo sul caso, perché oggi non ho gli elementi per dirvi insomma qual era l'iter che loro hanno applicato. Bene, mi pare Marchiori.
Sì, Assessore, mi scusi, un chiarimento per quanto riguarda case di riposo. Se arriva da casa, lei aveva detto fa tampone in struttura, rimane isolato, poi lo rifà dopo 14 giorni. Rimane isolato fino al secondo tampone o dopo l'esito del primo tampone, se è negativo? No, fino al secondo tampone. Ok, quindi 14 giorni di isolamento, primo tampone, 14 giorni, secondo tampone, poi ingresso normale in struttura. Perfetto, grazie. Filippo Tosato. Sì, Assessore, io insisto sulla responsabilità delle case di riposo, non per un malanimo personale, ma ho l'impressione che ci sia un problema di fondo che investe il loro status, che non è stato risolto e non è stato secondario nella determinazione di quello che è successo. Ovvero, lei mi insegna, le RSA sono delle residenze sanitarie, hanno uno status che non garantisce la prevenzione e i controlli propri delle istituzioni sanitarie pubbliche che conosciamo. Ho l'impressione, mi corregga se magari sono troppo pessimista, che in assenza di una riforma che responsabilizzi e fissi degli standard che non siano esclusivamente standard commerciali in questi istituti, il rischio sarà sempre dietro l'angolo, anche perché non è mai chiaro chi sia il referente sanitario in questi istituti. Ci sono dei medici riservati, ma questo insomma non vuole dire molto. Alla fine, per uscire dall'emergenza, in questo caso ha dovuto intervenire la Regione in modo massiccio e i contagi si sono poi arrestati, altrimenti in molte realtà erano fuori controllo. Ma allora io credo che sicuramente da questa esperienza, come dal punto di vista sanitario, quando abbiamo detto insomma che sicuramente ci ha insegnato, ci ha preparato, saremo preparati, saremo anche molto più preparati sul tipo di diciamo così insomma programmazione, pianificazione, se vogliamo riforma, che vorremmo fare da qui in futuro. Ricordo che noi non abbiamo RSA, alcune sono RSA disabili, noi abbiamo centri servizi per anziani, si chiamano da noi, quindi non sono RSA con la tipologia con cui vengono denominati anche in Lombardia, tipo sono centri servizi per anziani, in cui è previsto oggi il medico curante, che è il medico di medicina generale generalmente che le strutture scelgono eccetera, e quindi è il medico curante, in pratica il medico degli assistiti all'interno, e poi c'è un medico coordinatore che è il medico appunto che viene individuato dalle aziende sanitarie. Questo oggi è tutto disciplinato tramite degli accordi contrattuali che sono stati siglati da singole strutture con le USL di riferimento. Siamo in procinto, come diceva il Presidente, comunque di definire dei nuovi provvedimenti, e chiaramente i nuovi provvedimenti terranno anche conto dell'esperienza, delle situazioni insomma, che abbiamo vissuto in questi 4 mesi. Un'ultima domanda di Marchiori, poi chiudiamo e vi spiego il modus operandi odierno per i materiali. Ok, grazie. Sì, Assessore, solo perché è arrivata proprio una domanda nel corso della nostra diretta. Ha telefonato un telespettatore che ha la mamma ricoverata in una casa di riposo e gli hanno detto che in stanza ci sono 35 gradi ed è stato detto a questo telespettatore che non accendono appositamente l'aria condizionata per Covid. Per pericolo di... C'è un obbligo? No, allora voi sapete che in tutte le linee guida c'è stata tutta la grande diatriba o comunque discussione sulla reazione. È chiaro che adesso sta arrivando il caldo in questi giorni qua, insomma proprio in questi giorni, adesso la prevenzione insomma darà le dovute indicazioni, insomma, perché è chiaro che una settimana fa insomma non c'era ancora caldo di oggi, che è previsto mi sembra anche nei prossimi giorni caldo, quindi la prevenzione avevamo già chiesto di fare appunto eventualmente delle indicazioni, proprio perché è chiaro insomma che i sistemi devono essere a un certo punto insomma anche accesi. Però in attesa che arrivino cosa fanno? La tengono comunque spenta?
non lo so, adesso ogni singola struttura non so cosa stia facendo, bisognerebbe che fare un monitoraggio di tutte le strutture, però daremo indicazioni già in queste ore, insomma, okay. se è così, insomma, bene, un po' la temperatura. Bene, grazie Assessore, grazie Assessori e grazie colleghi. Allora facciamo così, io direi che siccome le linee guida sanitarie sono ormai indiscutibili, quelle ve le possiamo dare in tempi brevi. Seguirà un comunicato che comunque riassume gli highlights delle linee guida, anche per agevolarvi nella lettura, perché è un bel malloppone. Poi alla fine, quando avrò il testo finale, vi manderò anche l'ordinanza relativa. Quindi diciamo arriva tutto in 3 fasi: più rapidamente possibile le linee guida, poi il comunicato e poi in chiusura l'ordinanza. Grazie. Ecco, rientriamo in studio. Questa è la conferenza stampa di oggi, lunedì 22 giugno. Anche oggi tanti gli argomenti sul tavolo, ci sono queste nuove linee guida molto attese per le case di riposo, per la fase 3 delle strutture per anziani che sono state l'epicentro del dramma da coronavirus. Anche in Veneto ci sono stati casi eclatanti, meno che altrove, ma tutti ricordiamo cosa è successo per esempio in casa di riposo a Merlara nel Padovano. C'è preoccupazione attorno a questo caso che si è registrato a Villa Aldina, che è la casa di riposo di Rossano Veneto. Insomma, il tema delle case di riposo è un tema assolutamente centrale. Sulle linee guida ovviamente ritorneremo nel corso della diretta e faremo una sintesi anche nel corso dei nostri telegiornali serali. È arrivato poi un appello importante da parte del Presidente Zaia ai giovani perché si continui a fare attenzione, quindi si evitino il più possibile gli assembramenti. Le immagini della Movida anche del fine settimana hanno fatto un po' il giro della regione e non solo. Poi ovviamente c'è stata la degenerazione a Jesolo con la rissa di cui più volte vi abbiamo parlato. A livello di dati, il bollettino ufficiale parla di 2 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore e un nuovo decesso. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia quindi è di 19.247, quello dei morti di 2.003, quindi questo è il quadro complessivo. I casi attualmente positivi sul territorio regionale sono 585, i soggetti posti in isolamento fiduciario 833. Nei reparti ospedalieri sono ricoverati 223 pazienti in area non critica, di questi 29 positivi. È invariata la situazione nelle terapie intensive con 12 ricoverati, di cui 1 solo positivo, gli altri si sono nel frattempo negativizzati. Sono i casi più complicati, così li ha chiamati il governatore Zaia. Questa quindi la sintesi della conferenza stampa che avete appena visto. Quello che ci lasciamo alle spalle è un weekend baciato dal sole, contrassegnato da lunghe code sulle strade per la montagna e verso il mare. Ve ne abbiamo dato conto nei nostri telegiornali: la Romea intasata, la Treviso Mare, l'A27 in direzione Belluno, soprattutto lo snodo di Vittorio Veneto. Da un lato il problema infrastrutturale che si ripropone ogni volta, dall'altro il fatto che la gente è ritornata a ripopolare le zone del turismo. Per fare il punto della situazione sul fronte del litorale veneto siamo collegati con Alessandro Berton, che vedo in linea, che è presidente di Union Mare, l'associazione che di fatto ricomprende tutti gli operatori balneari da Bibione a Rosolina. Buongiorno Berton. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Che weekend è stato sulle spiagge del litorale?
ma è stato un weekend indubbiamente positivo. Il meteo questo fine settimana ci ha premiati, è stato favorevole, e quindi sia sabato che domenica sono state 2 belle giornate, 2 giornate di lavoro. Le spiagge sono state molto frequentate. È stato forse il primo vero segnale di ripartenza da quando si sono allargate un pochino le maglie anche dal punto di vista turistico. Qualcuno è rimasto oggi, nel senso, erano tutti turisti della domenica, del sabato, del weekend, o anche oggi c'è un po' di presenza? È chiaro che in questa parte iniziale della stagione l'afflusso delle spiagge è fortemente caratterizzato dal mercato italiano, dal mercato interno, e quindi la concentrazione è maggiore nei weekend. Tuttavia sono già arrivati i primi turisti dei mercati di prossimità, i primi ospiti tedeschi, anche qualche austriaco cominciano fortunatamente a frequentare le spiagge della costa veneta. Oggi è una bella giornata, direi che la stagione finalmente è partita. Ci auguriamo veramente a breve di poter parlare esclusivamente di presenze turistiche e di iniziare a ragionare in termini un pochino più positivi di quanto non abbiamo fatto nelle scorse settimane. Quindi il quadro è positivo, o comunque è finalmente positivo, lascia ben sperare nella stagione. Questo fine settimana ha sancito anche l'entrata in funzione dell'app, della J-App, che era stata presentata nelle settimane scorse per la prenotazione delle spiagge libere. C'è stato un momento di defiance anche dell'app, ci sono state un po' di proteste. Com'è stato questo inizio? Cosa avete registrato voi su questo fronte? Ma guardi, su questa cosa dell'applicazione è bene fare un po' chiarezza, perché i servizi balneari lungo la costa veneta sono da sempre fruibili anche dal punto di vista della vendita online, e molte spiagge, la stragrande maggior parte delle spiagge venete danno la possibilità di vendere gli ombrelloni da sempre, e questi sistemi non hanno mai creato problemi particolari dal punto di vista gestionale. È chiaro che quest'anno ci siamo trovati di fronte all'esigenza di in qualche modo ordinare anche l'afflusso alle zone libere, e la raccolta dei dati e la prenotazione degli spazi in funzione di questi non è sicuramente un compito semplice. L'applicazione che è stata introdotta a Jesolo, ma che verrà utilizzata anche da altre località, a breve verrà presentata a Eraclea, ma la stessa Bibione, insomma sono molte le località che hanno seguito questo esempio. Avrà bisogno sicuramente di qualche giorno per essere perfezionata, ma direi che complessivamente siamo soddisfatti di quello che è stato l'impatto in considerazione della mole di richieste di prenotazioni che abbiamo ricevuto. Sono state decine di migliaia. Sì, sono state veramente, veramente molte. Questo da un certo punto di vista è un ottimo segnale, perché c'è tanta voglia di mare, e è chiaro che anche il turista non economico, anche la persona che vuole venire sulla costa veneta per utilizzare la spiaggia, prenotando le aree libere e non utilizzando i servizi a pagamento, deve in qualche modo abituarsi a una forma di spiaggia controllata, perché alla luce di quella che è l'emergenza che ci siamo appena lasciati alle spalle, la prenotazione, il monitoraggio dei flussi e la raccolta dei dati sono dei passaggi dai quali non possiamo più prescindere. Diciamo poi, Berton, che questa app è una best practice per certi versi, quindi è una cautela in più degli operatori del mondo del turismo del litorale. Sì, assolutamente, ma mi lasci ribadire ancora una volta che i balneari del Veneto quest'anno hanno fatto veramente la loro parte, perché l'allargamento degli spazi, la ridisegnazione di un nuovo concept delle nostre spiagge è stato il primo passo nell'affrontare questa stagione che è fortemente condizionata dall'emergenza coronavirus. È ovvio che la gestione delle aree libere, che da sempre per definizione erano così degli spazi fruibili senza una regolamentazione particolare, non è stata semplice. L'utenza in primis probabilmente non è abituata a osservare una serie di regole che, come dicevo poc'anzi, sono indispensabili alla luce della situazione.
Penso che questa buona pratica sia sicuramente migliorabile, ma credo che i risultati ottenuti siano già buoni. E come li ha visti i turisti, i visitatori? Sono per lo più disciplinati? Ma sì, io credo che l'emergenza che abbiamo vissuto abbia cambiato comunque il sentiment e la percezione nei confronti di tutti noi. Lo ha fatto nei confronti degli operatori, lo ha fatto sicuramente anche nei confronti dell'utenza. A parte qualche raro caso, qualche episodio che purtroppo può accadere, credo di poter dire che abbiamo constatato comunque un grande senso di responsabilità e di correttezza da parte anche dei turisti non economici che frequentano la costa veneta e che hanno utilizzato gli spazi liberi in questi giorni. Ci auguriamo che questa forma di collaborazione e questo senso di responsabilità possa essere mantenuto anche nelle prossime settimane, quando speriamo tutti comincerà a fare ancora più caldo e cominceranno ad arrivare i tanti ospiti dei mercati di prossimità che stiamo aspettando e che cominciano ad arrivare sulle spiagge del Veneto proprio in questi giorni. State aspettando con molta ansia, giustamente. Senta Berton, lei nelle settimane scorse ha lanciato più appelli alle istituzioni, alla politica per quanto concerne i canoni o eventuali anche agevolazioni al vostro settore. Nel frattempo, l'ultima volta mi pare ci siamo sentiti 2 settimane fa all'incirca, nel frattempo cosa è successo? Si sono tenuti questi stati generali dell'economia, si è parlato anche di turismo. Sono arrivate delle risposte? Allora, i balneari sono stati convocati e hanno partecipato agli stati generali attraverso il nostro sistema, che è il sistema Confturismo Confcommercio, per cui i rappresentanti della nostra delegazione hanno avuto modo di interloquire con il ministro competente. È chiaro che i sostegni e gli aiuti che i precedenti decreti che il governo ha emanato in ambito turistico non ci soddisfano, non li riteniamo sufficienti. Qualcosina è stato fatto, ma crediamo che siano inadeguati, che siano degli strumenti che debbano essere sicuramente rinforzati. Per fare un esempio su tutti, lei poc'anzi parlava di canoni. Ad oggi non abbiamo notizia di quello che sarà l'esito dei canoni demaniali 2020. Ricordo che il Veneto è, tanto per cambiare, mi lasci dire con un pizzico di polemica, la regione che versa allo Stato centrale più monte canoni rispetto a tutte le altre. È evidente che la stagione 2020 non solo è più breve, ma sarà per forza di cose fortemente condizionata da quello che è accaduto. Quindi credo che una rivisitazione dei canoni 2020, per non dire proprio l'abbonamento degli stessi come avevamo chiesto in prima battuta, dovrebbe essere qualcosa dal quale non si può prescindere. Continuiamo ad attendere fiduciosi. E continuate a rinnovare la richiesta? Continuiamo a rinnovare la richiesta perché il problema non è quello di non pagare i canoni. Il problema è quello di poter impiegare questi denari, ad esempio, nella tutela delle coste, perché solo qualche mese fa siamo stati duramente colpiti dall'acqua granda, poi c'è stato il Covid, penso che manchino solamente gli alieni per mettere a dura prova gli operatori turistici del Veneto e non solo. Quindi il problema qui non è che i balneari non vogliono pagare i canoni. Il problema è che bisogna prendere atto che questa è una stagione fortemente condizionata da quanto è accaduto e che i canoni che vanno versati dai concessionari demaniali devono poter rimanere nel territorio e devono essere impiegati per mettere in campo quei sistemi di difesa e di tutela delle coste che servono, oltre che a salvaguardare l'ambiente, a salvaguardare una componente fondamentale che è la prima industria della nostra regione e che dà lavoro a migliaia di persone su tutta la costa veneta ogni anno. Certo, e quindi Berton, ricordiamo anche agli alieni che semmai devono scaricare l'app per un'eventuale invasione, almeno questo. Invitiamo anche gli alieni a far visita alla costa veneta, siamo pronti ad accogliere veramente tutti. Chiudiamo con questo sorriso e con questa battuta. Assolutamente, ci vuole, sì. E finalmente c'è il sole, anche questo non è affatto banale.
Grazie Alessandro Berton, presidente di Union Mare, buon lavoro a lei e a tutta la vostra categoria. Grazie. Grazie a voi, vi aspettiamo sulle spiagge. Buon lavoro, grazie. E a proposito di spiagge, ieri è stata sottomarina e non per vacanza la nostra Ilaria Marchiori, che ieri ha parlato con diversi operatori della spiaggia. Ilaria, ritorniamo da te. Che clima hai trovato ieri nel tuo viaggio a sottomarina che ci hai raccontato, e poi veniamo alla conferenza stampa di oggi? Eccoci qui, ben ritrovati. Beh, devo dire un buon clima effettivamente, nel senso che a detta di quanto hanno testimoniato proprio gli operatori che lavorano quotidianamente lì sulle spiagge nella zona di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde, i bagnanti, gli ospiti anche dei vari stabilimenti si comportano in maniera responsabile, e anche noi stessi non abbiamo visto particolari assembramenti, se non magari qualche nucleo familiare un po' più numeroso, ma gli assembramenti che si sono visti in altre zone erano di sicuro meno frequenti, e a detta stessa anche dei bagnini e di vari organizzatori si stanno comportando in maniera responsabile. Naturalmente col fatto che ci si trovasse in spiaggia non abbiamo visto praticamente nessuno con la mascherina, se non però durante gli spostamenti e eventualmente per il pranzo al chiosco oppure il caffè o il gelato, e allora in quel momento la mascherina si indossava. Poi ovviamente chi prendeva il sole o faceva il bagno non ce l'aveva, perché l'abbiamo detto più e più volte anche in tempi non sospetti, anche qui parlando con lo stesso presidente Zaia, portare la mascherina in spiaggia è praticamente impossibile, soprattutto con giornate incandescenti dal punto di vista climatico come quelle del fine settimana, e dunque questo è il clima che abbiamo un po' trovato nella zona di Sottomarina. Oggi invece giornata importante, conferenza stampa importante, perché come era stato annunciato nei giorni scorsi sono state rese note le linee guida per quanto riguarda la gestione delle case di riposo e non solo, anche di altre strutture che poi vi dirò. Linee guida che fanno parte dell'ordinanza presentata qui in conferenza stampa dal governatore Zaia e dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che sono appunto in allegato. Innanzitutto il presidente del Veneto ha fatto proprio un appello ai gestori delle case di riposo, ha detto: riaprite tutto, fatelo, perché ci sono state, si stanno creando tuttora delle situazioni di disagio psicologico, lo sappiamo, dei tanti ospiti di queste strutture, in particolare gli anziani, e noi lo sappiamo bene perché ci sono arrivate tantissime telefonate da parte di familiari che ci raccontavano di non poter vedere i loro genitori o i nonni, e che dall'altra parte si capiva a fatica qual era il problema di tutta questa restrizione, e chi si trova nella casa di riposo e si è trovato lì isolato completamente dai suoi familiari e dal resto del mondo ha sofferto non poco in questi mesi, tanto che in molti casi molte persone si sono sentite abbandonate e spesso si lasciavano andare proprio perché faticavano a capire. Dunque proprio da questo è partito l'appello del governatore Zaia di riaprire tutto, anche per cercare di dare un sorriso e di dare un sospiro di sollievo a questi ospiti delle case di riposo e anche ai loro familiari che vogliono vederli e che non li hanno potuti vedere e abbracciare in tutti questi mesi. Si può dunque ripartire, e proprio per questo sono state dettate queste linee guida, ce le ha illustrate proprio l'assessore alla sanità Lanzarin. Allora, dicevamo, non si tratta solo di case di riposo, ma queste linee guida si riferiscono anche alle altre strutture, ovvero quelle dei centri di salute mentale, quelle dedicate ai disabili, alle dipendenze e ai minori. Dunque stiamo parlando di 5 strutture. Per quanto riguarda i nuovi accessi, sono state divise
le linee guida in 3 categorie, ovvero se l'ospite arriva da casa deve effettuare immediatamente un primo tampone, dopodiché rimane in isolamento e sarà effettuato un secondo tampone dopo 14 giorni. Una volta che entrambi sono negativi, l'ospite potrà entrare ufficialmente nella struttura. Se invece arriva da un pronto soccorso può entrare nella struttura senza fare l'isolamento, perché nel pronto soccorso sono state adottate tutte le linee precauzionali e di sicurezza. Se invece è stato ricoverato in una struttura sanitaria si prevede invece la presa in carico in una struttura intermedia per i 14 giorni, dopodiché può rientrare nella casa di riposo. Tamponi per tutti, anche per quanto riguarda le altre categorie si attende, si effettua il tampone e poi si può entrare in struttura. Ci sono state anche delle disposizioni per quanto riguarda le visite dei familiari, sempre comprendenti tutte le categorie, ed eccoci qui come bisognerà comportarsi. Innanzitutto si deve effettuare una prenotazione telefonica, gli ingressi saranno limitati, massimo 2 persone a far visita all'ospite, anche in contemporanea, e per una visita di 30 minuti totali. Una volta effettuata la prenotazione telefonica ci sarà un'analisi da parte dell'operatore che prende in carico la prenotazione della visita, chiedendo la situazione sanitaria di chi arriverà in struttura a far visita all'ospite, dunque se è stato male, se ha effettuato tamponi, se ha contratto o meno il virus, insomma una situazione un po' come si fa anche quando si deve effettuare una visita all'ospedale. E poi si è parlato di questo patto di responsabilità che viene fatto firmare al gestore e al familiare. Importante perché ci si deve prendere la responsabilità anche di quanto si dichiara, soprattutto in questa particolare situazione. Sembra scontato, però lo diciamo lo stesso: utilizzo della mascherina sia per chi entra in struttura per far visita all'ospite sia per il residente stesso, ed è consigliata la visita in strutture all'aperto o strutture adibite appositamente e non nei luoghi di degenza, quindi non ad esempio nella camera da letto dove risiede l'ospite. Per quanto riguarda invece le altre strutture, ad esempio quelle per disabili o comunque per i minori, è possibile il pernottamento, la classica uscita che si faceva prima per qualche ora, per un pranzo, una domenica, e poi si rientra in struttura, e prima del blocco e del coronavirus adesso è nuovamente possibile. Novità anche per quanto riguarda i servizi semiresidenziali, per capirci quelli diurni, sono stati allargati a 10 e non più a 5 invece come era stato disposto precedentemente. Ecco, e ovviamente continua costantemente il monitoraggio in tutte le case di riposo come è stato fatto finora. Ci sono altri aspetti, altri dettagli, però questi quelli fondamentali che ho cercato di sintetizzarvi in questo momento. Ilaria, grazie, davvero molto chiaro tutto. Ti chiedo solo una cosa, perché di fatto mi riallaccio alla tua domanda che hai posto verso la fine, una domanda molto importante, quella sull'aria condizionata nelle case di riposo. Perché l'hai fatta e qual è stata la risposta? Allora, fondamentalmente mi è stato comunicato dalla redazione che era arrivata proprio la richiesta da parte di un nostro telespettatore che stava seguendo la diretta della conferenza stampa del presidente Zaia e che ha un familiare ospite in una struttura dove non c'è l'aria condizionata. Ha chiesto spiegazioni e gli è stato detto che l'aria condizionata non la accendono per questioni, per disposizioni, chiamiamole Covid, disposizioni Covid. L'assessore non ha negato che fossero state date queste disposizioni, ma che si stanno attivando e probabilmente arriverà
una nuova comunicazione, ha detto anche probabilmente nelle prossime ore di poter azionare se non altro un minimo i condizionatori all'interno di queste strutture. Fondamentale però è la pulizia, l'avevamo detto, si era detto più e più volte, l'ha ribadito in conferenza e poi anche al termine della conferenza, perché ne abbiamo parlato nuovamente. Certo. Quello che va fatto è una approfondita pulizia dei filtri, dei condizionatori, in modo che l'aria che viene filtrata sia pulita. Allora in questo caso si possono riaccendere i condizionatori anche per dare un po' di refrigerio a questi ospiti che quando sono anziani in particolare magari soffrono il caldo, come sappiamo. Assolutamente. Ilaria, davvero grazie a te, Sandro Ponchio. Ci aggiorniamo nel corso della diretta e dei telegiornali. Grazie, buon lavoro. Adesso per noi c'è una brevissima pausa pubblicitaria, subito dopo andiamo a Vicenza. Di nuovo in diretta per proseguire il racconto di questa nuova giornata, di questo inizio settimana. Abbiamo visto la nuova ordinanza della Regione del Veneto sulla fase 3 delle case di riposo. Poi c'è tutto il dibattito delle categorie e del mondo dell'impresa attorno agli stati generali dell'economia che si sono conclusi a Villa Pamphili nella giornata di ieri, ma c'è il fatto che sta tenendo con il fiato sospeso tutta Italia e non solo, le sorti di Alex Zanardi. Abbiamo un contributo, un servizio dalla redazione di Padova con un aggiornamento sulle condizioni di salute del campionissimo. Le condizioni di Alex Zanardi restano stabili e questa notizia, più passa il tempo, lascia ben sperare. Il quadro clinico del campione, coinvolto in un gravissimo incidente a Pienza mentre stava affrontando una staffetta di handbike, resta critico dal punto di vista neurologico, mentre le funzioni vitali e i parametri cardiovascolari sono buoni. C'è cauto ottimismo tra i medici, ma non si esclude che ci possano essere ricadute. L'Italia intera è con il fiato sospeso. Zanardi, amatissimo campione paralimpico, nel cuore di tutti. La vita l'aveva già segnato nel 2001 con un terribile incidente costatogli l'amputazione delle gambe, ma la sua forza di volontà lo aveva portato ad intraprendere un nuovo percorso e a diventare un campione di handbike. Intanto la procura di Siena prosegue nelle indagini per chiarire le cause dell'incidente. Molti dubbi sollevati dal pubblico ministero: perché la strada dove correvano gli atleti non era stata chiusa al traffico, perché non c'era un cordone di sicurezza. Nelle prossime ore in procura è stato convocato il super testimone, un ciclista 65enne che stava seguendo il gruppo di Alex Zanardi. Intanto nel registro degli indagati rimane iscritto solo il camionista 44enne per il reato di lesioni colpose gravissime. E c'è poi la comunità di Noventa Padovana che si è stretta attorno alla famiglia di Zanardi. Alex Zanardi vive per lunghi periodi all'anno proprio a Noventa Padovana con la moglie, ma è un po' tutto il mondo dello sport veneto a passare a trascorrere delle ore di preoccupazione. Siamo collegati con l'assessore allo sport del comune di Vicenza, Matteo Celebron. Buongiorno assessore. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Partiamo proprio da questo, non per morbosità, ma proprio perché Zanardi è una persona assolutamente un mito, è un mito vivente, e quindi l'apprensione di queste ore, di questi giorni è comune, è di tutti. Sì, assolutamente, non solo è un mito, direi di più, è un esempio per molti giovani, è una persona che ha dimostrato che la disabilità non è un freno ma può essere un'opportunità, si può fare una vita assolutamente non normale, ma la sua è una vita veramente speciale, perché ha dimostrato veramente di superare muri che sembravano essere non facili da superare. È stato un esempio, è un esempio tutt'oggi, perché comunque con la sua attività stava facendo un tour bellissimo, tra l'altro di ripartenza, quello dove è stato poi coinvolto in questo tragico incidente. La preghiera che facciamo è che si riprenda, che torna il prima possibile a portare la sua forza, la sua grande forza di volontà tra di noi. È un grandissimo esempio di sport, un grandissimo sportivo italiano, e vogliamo insomma che torni quanto prima tra di noi
ed è una preghiera che facciamo tutti noi, ma penso tutto il Paese sia unito. Lo abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, dove praticamente tutte le associazioni, le persone si sono unite. Speriamo veramente che torni il prima possibile tra di noi e che riesca ad uscire anche da questo ennesimo, purtroppo, momento difficile, un brutto scherzo che la vita gli ha fatto. Insomma, siamo fiduciosi, speriamo bene. Ecco, questa era una battuta assolutamente doverosa per un corale in bocca al lupo. C'è poi la cronaca, c'è l'attualità. Io partirei dagli stati generali dell'economia. Lei è assessore a Vicenza, allo sport, alla mobilità e ai lavori pubblici, ma è anche commissario provinciale della Lega. Lega che continua ad avere un atteggiamento molto critico nei confronti di questi stati generali. Ieri sera il Premier ha detto stiamo studiando il taglio dell'IVA, da luglio ci sarà anche un taglio al cuneo fiscale, non vi basta? Beh, diciamo che non servivano gli stati generali per capire che questi interventi sono più che necessari, quasi obbligatori in questa fase. Molte attività commerciali, partite IVA, ma lavoratori in senso lato stanno soffrendo moltissimo questo grande momento di difficoltà, che purtroppo è un'ennesima crisi che ci troviamo ad affrontare. Tra l'altro io purtroppo sono convinto, vedremo se sarà così o no, che il peggio purtroppo deve ancora venire, nel senso che probabilmente le risultanze le avremo nell'autunno, per capire effettivamente, soprattutto per le attività commerciali, come sono i numeri. Non servivano gli stati generali, non serviva fare questa sfilata di politici e di commissari europei, forse volta solo al raggiungimento del consenso e non tanto di risultati pratici. Evidentemente siamo sicuramente a favore di un qualsiasi taglio che si voglia fare sui confronti chiaramente di tasse o altro, soprattutto per l'IVA. Per quanto riguarda l'IVA, questa è una delle ultime proposte che sembra essere uscita, ma ripeto, ribadisco che per quanto ci riguarda non servivano gli stati generali. Le persone, i commercianti aspettano proposte concrete. È stata fatta una task force di cui c'è un documento che gira, ma che non è stato evidentemente ancora illustrato ai cittadini né alle attività professionali, agli imprenditori, comunque alle associazioni di categoria in genere. Questo è l'ennesimo tassello che è fatto di parole. Speriamo che prima possibile arrivino i fatti concreti, perché i cittadini non possono certo aspettare. Fatti concreti che, declinati su base territoriale, cosa comportano? Beh, per noi anche come amministrazioni locali significano risposte immediate sul tema della scuola. Ad esempio, noi dovremo aprire, si pensa, le scuole a settembre e non abbiamo ancora indicazioni certe, non c'è un'organizzazione ben definita sul tema della scuola. Sul tema, ad esempio, dell'imprenditoria, delle associazioni di categoria, non abbiamo risposte concrete su quelli che possono essere gli aiuti concreti che possono arrivare agli imprenditori, sul tema chiaramente di investimenti anche passati che sono stati fatti, che magari invece che portati a lungo potrebbero essere compensati, o addirittura chiaramente su temi che riguardano la cassa integrazione, e quindi qui parliamo di dipendenti, di persone che non hanno visto ancora quanto gli era stato promesso. Così l'economia non si rilancia. Chi non ha soldi in tasca, chi non ha soldi in banca non può certo pensare, visto che prima si parlava di vacanze e di luoghi di villeggiatura, non si può certo pensare che le persone possano spendere soldi per andare in vacanza, e quindi è un circuito che si ferma purtroppo, che non viene alimentato, e non viene alimentato perché c'è mancanza di lavoro. Bisogna incentivare quella che è anche la filiera nostra produttiva. Il Veneto ne è un esempio. Non siamo la regione delle grandi imprese, lo dice spesso Zaia, non entra da noi la famosa barra di acciaio, esce il prodotto finito, ma c'è una filiera. Questa filiera va assolutamente difesa, tutelata e soprattutto incentivata, però lo si fa con strumenti concreti che necessariamente possono anche essere, ripeto, delle compensazioni da parte dello Stato rispetto ad imprese che investono e che, ricordo, danno poi a sua volta lavoro a persone e ad altre aziende. Quindi servono interventi più concreti, più diretti, ma soprattutto direi che servono interventi facili e che sono tangibili. Quello che non vediamo oggi vediamo tante promesse e di fatto poche misure che arrivano direttamente sul territorio.
Assessore, può rimanere qualche minuto con me collegato? Abbiamo un po' di pubblicità e poi ci ritroviamo in studio. Pubblicità. Di nuovo in studio, ultima parte della nostra diretta straordinaria. Siamo ancora collegati con Matteo Celebron, assessore al Comune di Vicenza per la mobilità, lo sport, i lavori pubblici e commissario provinciale della Lega. E parliamo proprio di trasporti e mobilità in ultima battuta, Celebron, perché da pochi giorni so che la società Vicentina Trasporti ha ripristinato le corse serali, quelle festive. Si sta andando verso la fase 3, ma quanto è difficile e delicata questa fase per i trasporti? Sì, hai detto giustamente, è una fase molto delicata, lo è stata soprattutto la fase iniziale, dove abbiamo dovuto di fatto convivere con quella che è l'emergenza Covid, quindi da una parte la necessità di continuare con il servizio pubblico e dare continuità al servizio, perché ricordiamo che comunque c'erano delle persone che lavoravano, e dall'altra parte quello di garantire la massima sicurezza e fruibilità appunto in sicurezza del trasporto pubblico locale. Questa prima fase è andata molto bene, devo dire, in città è funzionata molto bene, c'è stato un buon coordinamento. Nella seconda fase quasi immediatamente sia io che il sindaco abbiamo chiesto alla società, appunto, quindi a SVT, che è il gestore del trasporto pubblico locale, la necessità di far ripartire prima possibile sia le corse festive, che chiaramente davano spazio anche all'arrivo per le attività commerciali in centro storico degli utenti, ma anche all'utilizzo serale del perimetro, che è un servizio speciale del Comune di Vicenza. Di fatto è un trasporto pubblico locale a chiamata, molto apprezzato dai cittadini, e quindi SVT ha risposto a questo appello favorevolmente, e chiaramente stiamo cercando, come giustamente dicevi in premessa, di tornare ad una normalità, se così la possiamo definire. Tema caldo sarà invece quello delle scuole di settembre, per le quali attendiamo risposte concrete, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà anche una nuova ordinanza regionale proprio sui trasporti, con nuove linee guida proprio per traghettare questa nuova fase. Si pone poi tutto il problema delle risorse, ne abbiamo parlato più volte, perché chiaramente servono risorse straordinarie, perché le società pubbliche di trasporto non ce la fanno, non ce la possono fare. Sì, una prima tranche, ho visto che il Ministero dei Trasporti l'ha erogata qualche giorno fa, attendiamo poi di vedere il documento ufficiale. Chiaramente è una prima parte, almeno così dicono da Roma, c'è necessità assolutamente di sostenere il trasporto pubblico locale. Faccio presente che il trasporto pubblico locale comunque sarebbe un servizio tra virgolette a perdere, perché di fatto parliamo di servizi pubblici essenziali, quindi la necessità di garantire un servizio ai cittadini che per forza di cose non deve fare utile, ma prima di tutto ha l'obiettivo di offrire un servizio alla cittadinanza e ai turisti in genere, a chi frequenta le città. Chiaramente però in questa fase c'è necessità di sostenere il TPL, perché le aziende sono in grossa difficoltà. Il calo dovuto al Covid, lo sappiamo tutti, di fatto ha azzerato quasi l'utenza sui mezzi, e quindi c'è necessità di un maggiore sostegno da parte di Roma, ma soprattutto di politiche che favoriscano l'utilizzo del trasporto pubblico locale in massima sicurezza, anche nella comunicazione, cioè di dire ai cittadini, io parlo per Vicenza chiaramente, ma che il trasporto pubblico locale che viene messo in campo in queste settimane è assolutamente un servizio che rispetta tutte le normative. Grazie a Matteo Celebron, assessore comunale a Vicenza e commissario della Lega provinciale. Grazie Assessore, buon lavoro. Grazie a voi e un saluto ai telespettatori. In ultima battuta, ultimissima, vi ricordo il nostro sondaggio sull'autonomia. L'autonomia arriverà con questo governo, sì o no? Vedete i numeri in sovrimpressione, i risultati del sondaggio questa sera in prima serata a Ring in studio con Nicola Zanetti. Vedete i numeri, prendete nota e partecipate al sondaggio. Basta uno squillo, se sentite occupato non preoccupatevi, è normale, il vostro voto sarà regolarmente registrato. È tutto per questa prima parte di diretta straordinaria, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento.